Sono Antonella Magaraggia, sono la presidente dell'Ateneo Veneto e benvenuti a tutti all'Ateneo Veneto. Devo dire che i miei 40 anni di magistratura mi impediscono di fare un mero saluto perché mi è troppo divertito leggere questo libro, che è un bel libro dal punto di vista storico perché ci narra in maniera documentata, seria ma anche molto agevole di una vicenda importante della Rivoluzione francese, cioè il processo ai Girondini, ma per me è stato anche molto interessante perché questa vicenda, seppur collocata in un periodo storico particolare e in un periodo politico particolarissimo, ha in sé dei paradigmi di quelle che diciamo, possono essere delle vicende politiche frammiste a vicende giudiziarie dei secoli a venire e anche, dico forse purtroppo, del presente. Mi permetto di dare, come dire, 3 flash. Avrei tante cose in testa, ma il mio è un piccolo saluto, quindi in 5 minuti concludo. La prima è una riflessione sulla legislazione e la giustizia dei sistemi autoritari. Quello di cui il periodo di cui stiamo discutendo, nonostante fosse come dire, un inno alla libertà, era diventato in realtà un sistema autoritario. E alla fine la legislazione che viene fatta nel 1793, la legge cosiddetta dei sospetti, è proprio il paradigma di tutte le legislazioni dei regimi autoritari, dove le norme incriminatrici non riguardano fatti o comportamenti, ma riguardano atteggiamenti contrari al sistema, ai vari sistemi in cui vengono stilate le norme, che siano sistemi comunisti o siano di sistemi di destra. Il concetto è lo stesso, perché il concetto è: io ti punisco non per qualcosa che hai commesso, ma sostanzialmente perché sei un disobbediente, cioè il concetto di disobbedienza ai regimi di volta in volta. E questo l'abbiamo visto proporsi molte volte. E questo si riflette poi nei processi, con una legislazione di tal fatta i capi di imputazione, gli inizi dei processi non possono che essere corrispondenti, e quello dei nostri girondini, erano dei capi di imputazione totalmente astratti, generici, dove non si imputavano dei singoli comportamenti, ma sostanzialmente si ascriveva un atteggiamento contrario alla rivoluzione. E qui la suggestione sul presente è di tutta evidenza. Quante volte noi giudici penali abbiamo visto capi di imputazione sciatti, contenenti troppe parole o troppo poche parole, pieni di aggettivi e di poche, come dire, condotte circostanziate, di fronte ai quali non solo viene lesa in primis, viene leso il diritto della difesa, che quello è di tutta evidenza, ma guardate che è anche molto complicato celebrare dei processi. E dobbiamo dire che delle volte la tendenza dei giudici è quella di andare avanti comunque, no? Cioè, tentando di salvare le cose, non di salvare i pubblici ministeri, lo dico agli avvocati, ma c'è quest'idea di salvare il processo. Idea totalmente sbagliata. Un processo nato male, continua male e quasi tutte le volte va a finire male. E per cui quando ho letto tutti i commenti che i nostri autorevoli autori hanno fatto sui capi di imputazione dei girondini, insomma, come dire, mi è tornata qualche idea. Ecco, sono diciamo delle prassi che vanno assolutamente combattute. Un'ultima cosa sui regimi autoritari. Il processo dei girondini è stato fatto da un giudice
evidentemente non terzo, perché era un giudice emanato dalla Convenzione, quindi era un giudice che assommava la funzione del legislatore, la funzione del giudice, e forse anche quella di parte, perché i crimini erano contro se stessi e contro la nazione. Allora, quando si parla di indipendenza del giudice, ormai sembra, come dire, di utilizzare un inutile refrain oppure una cosa che i giudici pretendano per se stessi. Un regime democratico ha giudici indipendenti. Dove i giudici non sono indipendenti, non c'è democrazia, c'è un regime autoritario. Quindi teniamocela stessa. Possiamo discutere all'infinito come, cosa sia un giudice indipendente, ma l'indipendenza dei giudici teniamocela stretta. Seconda, come dire, flash che mi sento di consegnarvi e che mi viene proprio dalla lettura del libro. Gli interventi sul processo non sono mai neutri. La procedura penale e anche quella civile non è mai neutra rispetto ai fini che persegue il legislatore. E il processo dei Girondini ce lo fa vedere con tutta evidenza. Il ritardo nel dare le ragioni dell'arresto, quindi nel non dare un termine per chiarire le ragioni per cui erano stati arrestati, non fare arrivare per tempo la documentazione. Allora qui, diciamo, è tutto portato all'esasperazione, perché il giudice promette che la documentazione sarebbe arrivata e poi dice: sai cos'è? La documentazione è troppa e quindi non riusciamo a comunicarvela. Ma anche qui fischiano le orecchie. Quante volte i termini a difesa sono strettissimi in relazione alla mole della documentazione che c'è da esaminare. E guardate, qui ragiono non solo dalla parte dei difensori, che ovviamente è la prima, diciamo, il primo aspetto che dobbiamo esaminare, perché sono quelli che tutelano le libertà dell'indagato, ma anche da parte dei giudici. Chi ha fatto il giudice del riesame sa cosa vuol dire, cioè, ricordo che arrivavano i faldoni. Allora, un giudice del riesame davvero esamina tutta quella documentazione? Adesso poi che tutto arriva online ancora peggio, perché tra l'altro è ancora più difficile, ne arriva di più e è ancora di più difficile consultazione. Quindi vedete che questo processo dei Girondini ci aiuta a come dire, a ragionare anche sul presente, come sulla verbalizzazione. Il giudice decide che l'interrogatorio del principale imputato a un certo punto non occorreva verbalizzarlo tutto, e anche qui sappiamo anni e anni di verbalizzazioni fatti dai cancellieri in maniera approssimativa. Dico approssimativa per non usare aggettivi diversi. La stenotipia ci ha molto aiutato. Personalmente, leggendo un verbale stenotipico, a me venivano proprio come dire, davanti agli occhi, mi ritornava davanti agli occhi il processo. Ma anche questa potrebbe sembrare una mera forma, ma è una forma che diventa sostanza. E da ultimo, poi finisco perché non voglio far perdere tempo, la cosa che più mi ha diciamo colpito e mi ha riportato al presente è quella sull'accelerazione del processo. Allora vi racconteranno la storia che a un certo punto Robespierre, a processo in corso, fa emanare una legge che dice che dopo 3 giorni si sarebbe interrogato la giuria se era in grado di decidere. Se avesse detto no si continuava, se avesse detto di sì il processo si concludeva lì, quindi fossero stati sentiti i testi a difesa, non sentiti, sentiti gli imputati, non importa. Ovvio, qui siamo al caso limite. Tempus commixi delicti, tempus regic tactum, tutto viene, come dire, sorpassato, però guardate che la tendenza della giustizia attuale è quella di fare presto e di fare numeri.
Io sono entrata in magistratura non occupandomi di quante sentenze facevo e di quanto tempo impiegavo a fare un processo, consapevole, forse ero autoreferenziale, di fare tutto quello che potevo e di, come dire, celebrare i processi in tempi congrui. Col PNRR io mi sono trovata da presidente di tribunale di Verona a dover organizzare l'ufficio in vista degli obiettivi del PNR, dove si parlava solo di riduzione del tempo e di smaltimento dell'arretrato. Non una parola sulla qualità dei provvedimenti. Allora, che la giustizia debba essere più veloce, che si debba guardare, come dire, all'efficienza, va bene, ma l'efficienza non deve essere denegata a giustizia. E la tendenza di adesso è questa, e qui faccio un mea culpa anche nei confronti dei miei colleghi e dei miei colleghi, i miei giovani colleghi molto più bravi di quanto eravamo noi, stanno diventando dei piccoli burocrati, perché ragionano solo di numeri e di tempi. Ultimo flash, e poi non parlo più. La suggestione che mi è venuta è quella del contesto in cui c'era questo processo, no? In cui è avvenuto, con articoli di stampa continui, con una pressione molto forte, tant'è che gli autori fanno riferimento, e non sbagliando, ai processi di Tangentopoli, dove avevamo le folle che inneggiavano ai giudici salvatori della patria. Ecco, ricordiamo che i giudici sono passati da salvatori della patria alla feccia umana nel successivo ventennio berlusconiano, dove è stato detto contro i giudici di tutto. Bene, non andava bene essere i salvatori della patria, non andava bene essere insultati. Che i giudici facciano il loro lavoro, senza fan e senza detrattori, che auspicabilmente lo facciano bene. Se non lo fanno bene ci sono dei rimedi, ma avere delle pressioni, e adesso tra l'altro con la comunicazione sempre più profonda, sempre più imperante, io vengo da un corso che ho fatto per i miei colleghi insieme a Raffaele Cantone sulla comunicazione, e diventa sempre più pervasiva, sempre di più i magistrati saranno, come dire, sollecitati. Quindi bisogna da un lato rispettare il loro lavoro e anche da parte dei magistrati essere un po' impermeabili a queste pressioni che sono molto forti. Bene, io avrei tante cose da dire, ma non le dico perché ho già occupato anche troppo tempo, e ringrazio gli autori di questo libro, che mi è molto piaciuto, e li ringrazio soprattutto per essere presenti al nostro Ateneo. Grazie. Devo lasciare la parola allora al rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Riccardo Quintarelli. Buongiorno a tutti. Quando il Consiglio mi ha chiesto di portare i saluti del Presidente e dell'Ordine, sono stato 2 volte felice, non solo perché ero già iscritto e quindi, come si dice a Venezia, ero a un ponte e una calle, ma anche perché devo ammettere che è un tema che ho già incrociato in passato. Il mio professore di procedura penale 1 mi consigliò un libro che si chiamava Il mistero del processo di Satta, che parla proprio del processo rivoluzionario e anche di come si passa da quello che disse Robespierre nel processo contro il re, in cui disse voi vi appellate alle forme perché non avete i principi, a una realtà in cui degli assassini, perché infatti erano assassini, usano il processo per uccidere, in cui il processo diventa strumento di negazione di principi. E proprio per questo è importante che questo libro continui ad affrontare questa tematica, perché poi quello che possono sembrare certamente spunti culturali, poi, come diceva anche la Presidente Magaraggia, hanno delle ricadute puntuali nella realtà quotidiana, soprattutto in tempi di populismo penale, anche processuale.
E proprio per questo, mio tramite, il Consiglio dell'Ordine vi ringrazia per questo bel evento e a mia volta sono curioso di ascoltarvi. Buonasera a tutti e grazie a tutti. Prendo la parola per portarvi i saluti del Presidente della Camera Penale Veneziana, che oggi non ha potuto essere presente per altri impegni istituzionali, giornate e occasioni organizzate in concomitanza dall'Unione delle Camere Penali Italiane, e il ringraziamento dell'intero Consiglio direttivo. In primis, credetemi, non sono ringraziamenti di circostanza, il nostro ringraziamento va all'Ateneo Veneto, che non solo ci ospita in questa sede prestigiosa e assolutamente emozionante, mi viene da dire, ma che, come avete potuto sentire anche tramite la sua Presidente, non solo accoglie con grande interesse le nostre iniziative, le nostre proposte, ma si appassiona alle stesse e ci sostiene in ogni occasione. Il secondo ringraziamento lo faccio ovviamente agli illustri relatori che sono seduti qui al mio fianco per la ricchezza non solo del contributo che ci mettono a disposizione attraverso questo prezioso e interessante libro, ma per gli spunti che sono certa sapranno darci per aiutarci a leggere la realtà che ci circonda, perché se abbiamo imparato dalla storia che abbiamo come esseri umani una certa tendenza alla reiterazione degli errori, forse fermarci a studiare, approfondire gli errori del passato ci può aiutare a leggerne i segni premonitori nella realtà attuale e magari a prevenirli. Speriamo, insomma, io penso che siamo tutti qui anche per questa ragione, vista la professione che facciamo, comunque l'interesse che ci accomuna per questo ambito. L'ultimo ringraziamento, consentitemi di farlo, è invece al moderatore di questa giornata, al quale sto per passare la parola, l'avvocato Luca Mandro, perché l'idea di questa nostra giornata qui, del tema e di organizzare un consesso come quello che avete davanti a discuterne è sua, e quindi lo ringrazio a nome della Camera Penale Veneziana. Grazie a tutti. Bene, naturalmente questi interventi iniziali mi hanno permesso di evitare i ringraziamenti di rito, che comunque faccio miei, soprattutto a questo istituto culturale di notevole prestigio, che ogni volta ci consente di avere una cornice ideale per le nostre iniziative, quindi mi aggiungo ai ringraziamenti per questo. Però vorrei solo spendere 2 parole prima di lasciare la parola ai relatori che ringrazio naturalmente. Ho avuto la fortuna di chiamare qualche tempo fa il professor Ferrua perché avevo in mente un evento che forse riuscirò a realizzare nel secondo semestre, e in quell'occasione venni a sapere che stava per essere pubblicato questo libro. Quindi appena seppi di questo libro iniziai subito, naturalmente col fattivo contributo di 3 autori su 4, voglio dire, si sono prestati a venire fin qui a presentare il libro, perché sapevo che, vista la qualità altissima degli autori, il libro non avrebbe potuto essere da meno. Quindi è stata una scommessa, ma era già vinta in partenza. Dall'altro lato abbiamo pensato di coinvolgere, e quindi i relatori che vedete alla mia destra, l'avvocato Lorenzo Zilletti, avvocato del Foro di Firenze, ancora più vicino alla mia destra il professor Paolo Ferrua, emerito di procedura penale all'Università di Torino, alla mia sinistra il professor Daniele Negri, professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Ferrara, e assieme abbiamo pensato di coinvolgere uno storico, in questo caso il professor Alfredo Viggiano, notissimo specialmente in questo contesto culturale che è l'Ateneo Veneto, professore ordinario di storia delle istituzioni politiche all'Università di Padova, per fornire un contesto. Ecco, io voglio dire solo una cosa.
i libri sono in vendita all'ingresso e vi consiglio caldamente di prendere questo libro, perché in 150 pagine voi troverete un compendio di storia, di diritto, di principi giuridici, al tempo stesso di oratoria e di sofismi, perché sono citate dei passaggi di Vergniaud, sono citati dei passaggi dei brani di Robespierre, piuttosto che del presidente Herman, presidente del tribunale che è già stato citato, e dei parallelismi coi tempi moderni. In 150 pagine voi trovate un sunto di cultura di un livello eccelso. Quindi consentitemi, e vi assicuro che questa non è apologia, per una volta datemi credito e leggetevi questo libro perché è eccezionale. E adesso però mi taccio e lascio la parola al professor Viggiano per un inquadramento da par suo del periodo storico. Allora anche da parte mia ringraziamenti alla Camera Penale, all'Ordine degli Avvocati Veneziani, all'Ateneo di cui anche faccio parte, e anche a tutti voi presenti che, come dire, sfidate un po' la canicola veneziana di giugno. Per chi come me è nato a Venezia negli anni 60, queste temperature erano un po' ignote, insomma, ecco, si stava più tranquilli ancora per un mesetto, invece adesso questa è la legge, e quindi ringrazio veramente anche voi. E ringrazio naturalmente gli autori del volume, non soltanto perché hanno scritto questo volume anche per me di grande interesse, ma anche, come dire, per aver deciso insieme agli amici Renzo Fogliata, al nostro presentatore, di darmi questo incarico, che lo dico senza retoriche, senza quelle solite robe che si dicono così, ma forse non era proprio appropriato, forse c'era qualcuno di un po' più competente, però insomma provo a dire lo stesso qualche cosa. E allora, intanto così, sono abituato così, che cos'è questo libro, no? Che cos'è questo libro concretamente? Allora, il titolo lo vedete, i girondini davanti al tribunale rivoluzionario, l'ipocrisia di un processo costruito per uccidere. Ora, il sottotitolo, mentre, come dire, il titolo è avalutativo, no? Come avrebbe detto Max Weber, il sottotitolo invece, secondo sempre il grande intellettuale tedesco, è molto valutativo. Cioè capiamo già più o meno come si articolerà la narrazione dei fatti e la loro interpretazione. Chi apre questo libro cosa ci trova? Lo dico in 2 minuti, poi non me la cavo così, perché so che già voi state pensando, ecco il solito che poi non ha letto il libro e legge l'indice. Adesso cercherò di smentire, ecco, un po' questa. Allora, passare il Rubicone, il processo ai Girondini, punto di rottura della rivoluzione nell'anno 2, col punto di domanda di uno studioso francese, Jean Dandrot. Poi il capitolo più consistente da un punto di vista proprio quantitativo, delle note, delle citazioni, lo sterminio dei girondini nel terrore rivoluzionario, da Charlotte Corday a Madame Roland, del professor Paolo Ferrua. Poi, e questo, come dire, pur ricco di spunti, abbiamo già sentito nella presentazione, no, quello che è stato detto, l'esemplarità tipologica di questo anno, no, di 1792, lungo 1792-93, però con delle aperture, questi ultimi 2 contributi, quello di Daniele Negri, le forme del patibolo, il processo ai girondini, metafora della moderna giustizia politica, questo senza punti di domanda, quindi questo, come dire, è un'assunzione, e poi la recita del processo, note in margine a Brissot più 20, cioè quelli che vennero sottoposti a questo clamoroso processo di Lorenzo Zilletti. Allora, soffermarmi in particolare su tutti i passaggi di questo libro sarebbe improbo, noioso e non fattibile nel breve tempo che ci è concesso. E quindi io ho preferito fare un mestiere che so fare un po' meglio, insomma, e cioè ho cercato di, dialogando con questi saggi, citerò un paio di cose che mi sono tirato giù, ecco, di mettere a fuoco
quello che è il nodo del libro è quello che per me è un nodo, forse anche al di là di questo libro. Adesso provo a spiegare quanto sto dicendo. La vicenda l'avete già sentito, è quella, il cuore di questa vicenda è il processo ai girondini. Quando al liceo e poi all'università si studia il manuale di storia, non se ne viene fuori, con tutte queste fazioni, e la Gironda, e la montagna, e poi si spaccano in quattro, e poi ci sono i conflitti interni. Non si impara mai la rivoluzione francese, bene. È vero questo, vero? Non so, è come quelle robe di Bisanzio, no? Ecco, è complicato. Invece, tutto sommato, dalla lettura, dalla scansione, dall'analisi del processo, la qualità, la tipologia, anche l'ideologia, anche se questo forse è un po' troppo, ecco, dei vari gruppi che sono presenti nella scena politica francese tra 1792 e 1793, fino al terrore potremmo dire, è ben descritta, è ben definita. Adesso proverò anche a dire perché è ben definita, ma torniamo un po' ancora all'ordine più generale, no? Allora, abbiamo letto, punto di domanda, il punto di rottura della rivoluzione nell'anno secondo. E su questo, giustamente Dandrò ha sfruttato materiale più prossimo a noi, no? Di pubblicazione, ma in realtà questo è il grande tema e la grande questione che riguarda l'interpretazione della rivoluzione francese, così, tout court, proprio questo. E cioè, questa è stata veramente una svolta col punto di domanda? E cioè si è passati da una fase di una rivoluzione che pensa ancora alla possibilità di una Costituzione con 50 virgolette liberale, garantista, a una Costituzione politica invece di tipo radicale e secondo il nostro linguaggio, che sembra un po' inappropriato per raccontare robe di 240 anni fa, 30 anni fa, totalitario populista, cioè c'è stato questa frattura e poi questo nuovo paradigma che si instaura, oppure, questo è il grande tema, che emerge da tutta una serie di letture della Rivoluzione francese e che ritroviamo, qui ci sono molti materiali che ci aiutano a riproporre l'antico dilemma. Oppure c'è una linea di continuità. E se c'è una linea di continuità, qual è la continuità? Allora, su questo si discute dal 1795 al 1796, e cioè, come hanno ben raccontato molti autori importanti dei nostri giorni, è nell'immediato accadimento della rivoluzione francese che ci si pone questo quesito. Perché gli uomini che vivono la rivoluzione, come accadrà sempre, anche la interpretano per dare un senso al loro agire. Perché la rivoluzione in realtà non appare così chiara a chi la fa. Anche le rivoluzioni ottocentesche, anche quelle novecentesche, se noi leggiamo le interpretazioni e le letture della rivoluzione dei soviet, ecco, per dirne una, ci potremmo ritrovare molti degli interrogativi, delle questioni che sono qua dentro. Allora, io non voglio fare una storiografia, ma voglio citare un autore che tra i tanti non è stato citato, ma non è un appunto, e poi dirò invece quelli che mi è molto piaciuto, il modo in cui sono stati utilizzati. O è stato citato incidentalmente, magari ho perso una nota, e mi scuserete. Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville è un uomo di enorme intelligenza, con una storia familiare tormentata, dei suoi parenti conobbero la ghigliottina, proveniva dai Lombi,
Alexis de Tocqueville, della nobiltà di toga francese, e cioè dei grand commis che avevano collaborato negli ultimi anni del Regno di Francia, attraverso propositi tipo finanziario, giudiziario, eccetera, eccetera. Era figlio di un personaggio che era sopravvissuto, aveva fatto il surf, come spesso accade. Dobbiamo ricordarci che c'è anche quello, quando ci sono i cambi di regime, ci sono le rivoluzioni, che ci sono quelli che riescono sempre a stare un po' sull'onda, sempre un po' sull'onda. E quindi questo aveva attraversato diversi regimi, era diventato un funzionario napoleonico, e c'è sempre un po' un mito napoleonico in tutta l'età della Restaurazione, e Alexis de Tocqueville è però, insomma, un uomo un po' fuori del tempo, proprio per queste radici. È autore, attraversa tutta una serie di ulteriori fratture rivoluzionarie della storia francese. Io vorrei insistere un attimo su questo aspetto, e cioè il 1830-31, il 48 e soprattutto il tentativo populista totalitario di Luigi Bonaparte, il colpo di Stato del 18 Brumaio, come ironicamente intitolerà il suo pamphlet il tedesco Karl Marx. Allora Tocqueville, che vive dunque conclude la sua vita nei primi 60 anni dell'Ottocento, riflette su che cos'è stata questa rivoluzione. E il problema dei girondini e dei giacobini e della montagna lo ossessiona. Tocqueville fornisce per primo una lettura, potremmo dire, di tipo continuista, e cioè gli eventi, le torsioni, le crisi che trovano il loro apice nel 1792-1793 sono impiantate, secondo il Conte, nel suolo solido della storia francese del Settecento e perfino del Seicento, dell'età di Luigi XIV, XV. Ma che rapporto c'è tra Luigi XIV, XV e questi giacobini che senza problemi tagliano giù le teste e fanno questi processi ignobili e via discorrendo? Noi diremo nessuna. Una società aristocratica in cui c'era il taumaturgo, chiamato così perché guariva col tocco della mano ancora nel Settecento, come nel Medioevo, dalla scrofola, queste febbri reumatiche. Che rapporto c'è tra questi e questi agenti che ci fanno ricordare, come anche nell'ultimo secolo, Lenin, oppure ecco anche la giustizia politica degli anni 90 italiana? Che rapporto c'è? C'è tutto il rapporto. E che rapporto c'è? Tocqueville dice questo, vediamo se già ci cominciamo a avvicinare a qualcosa. Dice, è stata nell'età dei re, a partire dagli anni 80 del 600, 70 del 600, si è consapevolmente operata un'azione di svuotamento dei corpi intermedi, e cioè di tutte quelle forme politiche di rappresentanza sociale che in qualche modo costituivano il vero capillare tessuto anatomico, per così dire, della circolazione sanguigna, dell'ossigeno, del corpo della monarchia francese. E cioè il re attacca tutte queste sorte di isole di autonomia, i parlamenti, che vengono di fatto, i parlamenti avevano il potere di interinare gli ordini del re. Questa cosa viene cancellata per 130 anni e poi si ricorderà questa prerogativa del Parlamento di Parigi alla vigilia della Rivoluzione francese. Parlamenti, supremi organi giudiziari d'appello, non possono più contrastare il potere, diciamo così, smisurato del re. Ma non solo questo, anche tutte le forme di organizzazione sociale e di rappresentanza locale. E qui Tocqueville è un geniale, per così dire, iniziatore, no? Di una serie di ricerche di enorme interesse. Per esempio l'attacco alle giurisdizioni separate signorili feudali, anche queste dotate di
particolari tribunali e dotate di un particolare diritto. Questi re decidono di attaccare i diritti consuetudinari, facendoli stampare, facendoli mettere sulla carta e quindi negando attraverso questa specie di atto d'imperio la plasticità, la fluidità, pragmaticità del diritto consuetudinario di quelle corti. E poi le paroisse, le parrocchie, le comunità rurali, le assemblee di villaggio, di vicinia, gestite dai capi famiglia. Questo significa che lo Stato assoluto monarchico aveva preparato il terreno agli esiti assolutistici della Rivoluzione francese. Aveva fatto gran parte, Tocqueville non usa questo termine, lo uso io, del lavoro sporco. La rivoluzione, sempre stiamo leggendo Tocqueville, aveva di fatto costituito un'accelerazione a questo processo. L'aveva chiuso e Napoleone Bonaparte aveva saldato con altre 2 o 3 martellate bendate questa linea. E poi le rivoluzioni dell'800 fino alla Comune, che Tocqueville non vide, del 1871, la Terza Repubblica, eccetera, eccetera. E allora un altro lettore della Rivoluzione francese, un altro personaggio interessante che si chiamava François Furet, in origine marxista ortodosso, poi invece è passato radicalmente all'altra parte, diceva: la rivoluzione si conclude con la Terza Repubblica, si compie con la Terza Repubblica, perché finalmente si solidifica quello che è stato il vero motivo della Rivoluzione francese, che non è l'assolutismo, non è esattamente questa cosa, ma è l'affermazione del potere della borghesia. Allora, vedete quante continuità ci sono? Quante continuità ci sono, quanti fili rossi. E allora cominciamo a chiederci qual è il gioco di questo anno, dentro questo contesto così ampio. Cosa succede quest'anno? È, come avrebbe detto Fernand Braudel, un'onda, usava queste metafore il grande storico francese, un'onda, un fuoco d'artificio, un'effervescenza di uomini nervosi che non incide sul cammino lineare necessario della vicenda storica, che salderebbe insieme, dico io, insieme il progresso dell'assolutismo, cioè come svuotamento dei poteri e dei compiti intermedi, quella statolatria che spesso è stata raccontata da un grande storico come Paolo Grossi. Questa statolatria è allo stesso tempo non in contrasto l'affermazione della nuova classe emergente. La borghesia ha bisogno di questo sistema. Allora, questa vicenda che stiamo raccontando, appunto, che hanno raccontato magistralmente i qui presenti, adesso sentiremo i loro dissensi o la loro discussione su questo, che tipo di incisione ha? Allora, è solamente evocativa perché rappresenta un momento di martirio e di affermazioni di idee per noi superiori, no? Per noi, per molti di noi superiori, tra queste certamente si può discutere, ma insomma un modello costituzionale di governo. Poi vedremo altre cose che hanno a che fare con la religione, l'ultima parte del mio discorso che vorrei sviluppare, spero non in modo confuso. Quindi da un punto di vista ideale, per quello che mi riguarda, nella partita di ciò che dovrebbe essere buono e giusto, e di quello che dovrebbe essere la politica, non ci sono dubbi. Ma questa cosa qui, come che unghiata ha dato
alla vicenda della Rivoluzione francese, Tocqueville e Furet che vedono una serie continua di convulsioni e di riproposizioni rivoluzionarie nella storia francese dell'Ottocento perché non esiste un polo, un centro di legittimità. E c'è sempre una frantumazione e c'è sempre una ricerca di ordine da perseguire con la violenza. E potremmo, anche leggendo questo libro, fare una specie di, come dire, di albero, non so, di Porfirio, va bene, ecco così. Allora, vediamo, attraverso delle polarizzazioni che emergono nel discorso politico e che stanno dentro la questione della centralizzazione, dell'accentramento, si sarebbe detto qualche anno fa, e invece del decentramento, del potere che devono avere, di questo si discuteva già nel 1791, poi del 92, nel 93, di come dovessero essere governate le comunità locali, che rapporto col governo centrale, che file di comunicazione, di ordine. E poi ancora le forme di rappresentanza, della rappresentanza e della rappresentazione, cioè del modo in cui, della rappresentanza politica e del modo in cui ci si porge di fronte all'autorità, una rappresentanza diretta, immediata, quella dei Giacobini. Adesso poi diremo qualcosa, perché questo è il vero centro di conflagrazione delle vicende che leggiamo. Oppure una rappresentanza mediata indiretta, quella che poi in realtà ha prevalso, non a uno, ma insomma quella che ha poi prevalso nei governi liberal-democratici anche al termine della Seconda Guerra Mondiale. E poi ancora una tensione, qui è citato 2 volte, mi pare, nel corso di questi saggi, Carl Schmitt, e cioè il contrasto amico-nemico, e cioè come la politica moderna, quella che secondo Tocqueville si inaugura con la Rivoluzione francese, è costruita necessariamente, non la convulsione rivoluzionaria di questi anni, ma tutta la politica moderna, sulla contrapposizione tra amico e nemico, l'amico assoluto e il nemico assoluto, senza altre forme intermedie. E noi, se leggiamo i verbali di questi processi, qui riprodotti in sintesi, troviamo esattamente come si costruisce il mostro, il nemico. E poi il problema del conflitto, e finisco qui con queste contrapposizioni che emergono come dei temi sotterranei, no? di movimento sinfonico, per così dire, l'ultima tensione tra lo stato di eccezione, la straordinarietà. Perché si fanno questi processi? Perché c'è il processo rivoluzionario? Anche perché c'è Tangentopoli? Perché si ritiene, si costruisce, è proprio così, potremmo discuterne, che in questo momento il sistema sta implodendo. C'è una crisi assoluta. Uno degli attacchi ai girondini, da parte dei Giacobini, una delle motivazioni, è che vogliono esportare la rivoluzione. Hanno creato un conflitto di tipo europeo per esportare l'evoluzione, e questo impoverisce l'effettualità e il successo della rivoluzione in Francia, e quindi sono dei traditori. Ma questo è la straordinarietà del momento. E la straordinarietà del momento impone dunque leggi speciali, tribunali speciali, giustizia straordinaria. E questo rimarrà come una seconda pelle, perché io ho un po' studiato i materiali giudiziari del Regno d'Italia napoleonico, siamo 10 giorni dopo, ecco, siamo nel 1808-1809, siamo lì, e voi vedete come il viceré da Milano ordina ai prefetti, ai presidenti dei tribunali, dei dipartimenti italiani, di istituire dei tribunali straordinari anche di tipo militare. Per punire chi? I grandi traditori di Stato?
Quelli che non riconoscono la maestà di Napoleone Bonaparte? No, per niente. Andiamo a vedere chi viene condannato da questi tribunali straordinari, i contadini che non vogliono farsi arruolare e che vengono passati a processo con una procedura straordinaria che è proprio quella che nasce qui e che è descritta qui. Quindi questo, come dire, è il materiale su cui si orchestra tutto e tutte le domande che possono nascere. Io ho ancora qualche minuto, vorrei fare delle osservazioni un po' anche più interne, prendendo, se ho ancora qualche minuto, un paio di spunti. Allora ho detto Tocqueville che io non sono uno studioso di rivoluzione francese e mi ha ispirato, ma qui sono citati giustamente i due più grandi e spesso i due più grandi autori che si sono occupati direttamente con una storia, con una histoire des Girondins, Lamartine e grande Michelet. Michelet è, per così dire, l'anti-Tocqueville. E cioè la rivoluzione, lui scrive, l'89 è come quando è arrivato Cristo in Galilea. È l'azzeramento della storia precedente. Quindi Tocqueville, che pure moderato, non è giacobino, vede veramente la rivoluzione come un momento di frattura della storia francese che non ha niente a che fare, è proprio il contrario di quello che vi ho raccontato di Tocqueville. Vedete come queste interpretazioni giocano, anche quando poi noi leggiamo gli eventi. E allora una cosa molto interessante, dunque, viene pagato giustamente un debito a questi due splendidi autori, grandi scrittori. E devo dire, mi permette, professore, è vero, anche il coraggio di queste citazioni in francese, perché ormai purtroppo è una lingua che non si studia più, quindi va bene, io sono contento, perché tra l'altro è uno splendido francese, però ci sono queste, va bene? Ecco così. Allora, soprattutto i discorsi, perché un'altra fonte è questa reimpression, cioè insomma sono delle pubblicazioni proprio dei discorsi quasi presi stenograficamente dei protagonisti di queste assemblee. Allora io qua adesso mi hanno molto divertito e sono poi poste con grande, molto spesso lunghe e corpose, ed è giusto far così, io sono d'accordo. Anch'io studio i processi settecenteschi che non hanno questa drammaticità e anch'io mi chiedo come vanno raccontati. E adesso sto scrivendo una roba e li faccio parlare, non faccio il ventriloquo. È una cosa molto giusta, perché anche i nostri lettori, pochi, speriamo un po' più di 20, quel famoso Lombardo, ma insomma abbiano il piacere di leggere, di sentire la voce di quei personaggi. Allora io vorrei soltanto prendere due cose, vedete quanti segni ho fatto, ma insomma ne prendo due, che mi sembrano meritevoli di una riflessione, anche questa molto ampia, così con tante onde, come siamo veneziani, si butta un sasso in spiaggia. Allora, a un certo punto si dice Michelet ha capito alcuni dei motivi per cui, al di là, sapete, di queste cose più così sottilmente ideologiche, come io ho sempre pensato, no? Anche quanti democristiani ho conosciuto, quanti socialisti, comunisti ho conosciuto nella mia vita. E è un peccato, è un problema della scrittura della storia, poi quella di dire i comunisti, i democristiani, perché erano uomini molto diversi, avevano sensibilità molto diverse. Allora dire che c'è un'ideologia che domina, no, ci sono degli uomini che partecipano a dei discorsi comuni, che si identificano in essi, ma che restano degli esseri umani con una loro differenza e con una loro individualità. Allora c'è questo Vergniaud che è uno dei grandi protagonisti di questa vicenda, è forse quello più amato, insomma, anche da chi ha scritto queste pagine, e c'è un discorso dell'8 maggio. Si discute appunto di come mai la Gironda stava sulle scatole a tanta gente, non solo, anche qui tutto con l'accetta, i giacobini, la montagna, da un attimo, stava sulle scatole a tutti i preti che facevano parte dell'assemblea.
i preti avevano tanti atteggiamenti, ma qui si dice, si muovevano tra questi schieramenti e decidevano cose di leggi importanti, chi ha studiato questi meccanismi. Allora, questi preti però, i girondini non li volevano vedere, perché giustamente si sottolinea, partendo dagli autori, che i girondini erano i veri figli del Settecento, illuministico, laico e anche abbastanza anticlericale. Allora non è tutta, vedete, non è tutta la rivoluzione, figlia dell'illuminismo, tutte quelle balle che ci raccontano a scuola. C'è un filo che però viene dentro. Allora, i preti erano numerosi e non sopportano, qua si scrive, le beffe del clero, le beffe contro il clero e delle sue antiche credenze. Ad esempio si discuteva della soppressione della domenica e si cominciava a pensare alla sostituzione del calendario religioso, anche da altre parti, con un calendario civile. Ecco perché si chiama l'anno 2, no? Allora, è un'altra cosa molto interessante, questi girondini che rifiutano, come era successo 400 anni fa ad alcuni eretici condannati dal processo del Sant'Uffizio, rifiutano la confessione. Allora il discorso dell'8 maggio, sentite perché la retorica è interessante. Gli antichi legislatori, traduco spero non impropriamente, gli antichi legislatori per far rispettare il loro agire facevano intervenire, sentite un po', qualche dio, qualche divinità, non Dio con la I maiuscola, qualche dio, tra loro e il popolo. Questo non c'è più, dico io. Noi non abbiamo né il piccione di Maometto, né la ninfa di Numa, né il demone amico familiare di Socrate. Noi non possiamo porre tra noi e il popolo nient'altro che la ragione, la raison, che domina. E cioè, e questo è straordinario, io trovo la frase più suggestiva e più interessante di tutto questo volume. Noi, dice, e cioè, cos'è questa ragione? Una discussione solenne che istruisce il popolo, che educa il popolo e che ci illumina, che illumina noi, non loro. Una discussione solenne che illumina il popolo e noi stessi nello stesso momento, che ci porta, che ci conduce, che conduce noi stessi alla scoperta delle vere basi sulle quali può fondarsi la sua felicità, quella del popolo, e che lo determina a accettarle quando noi le presenteremo. Ora, guardate, veramente, se noi ci mettessimo ad analizzare parola per parola, principio per principio, finiremmo alle 7 di sera, perché dentro questa frase sono poste in nuce tutta una serie di questioni sul ruolo della politica rispetto, del centro della politica rispetto ai rappresentati, su una funzione educativa, su una funzione paternalistica e tante altre cose. Però qui questo è straordinario, no? Questo è una cosa straordinaria. Cosa cogliamo? Un altro aspetto di questo libro, però. Beh, intanto questo, che ci fa ragionare, che ci fa pensare. Queste frasi hanno tutte delle risonanze profonde. Ma anche come, in tutti i discorsi rivoluzionari, e qui invece c'è una differenza con quello che accadrà 50, 60, 70 anni dopo. C'è un continuo riferimento nella retorica, nei discorsi, alle figure della classicità. E cioè gli attori della rivoluzione in qualche modo pensano di riprodursi come personaggi e in sequenza di un'antica mitologia. E questo pone un'altra questione sulla quale proprio voglio concludere la mia mezz'ora di discussione. Allora,
Uno dei grandi temi che c'è dentro queste frasi è l'interpretazione della rivoluzione francese, proprio questo tema dei girondini e dei preti, e che può aver prodotto quegli esiti nefasti sulla procedura, come abbiamo sentito, ma anche sul coso. È il fatto, sottolineato da molti, che qui, attraverso queste parole, attraverso ancora più radicalmente le parole dei nemici di questi, viene fondata una specie di religione della politica. La politica diviene una religione, diventa un assoluto, ha sostituito, noi non abbiamo che Numa, Socrate e Maometto, ha sostituito l'antico riferimento trascendentale alla fede, nei confronti della fede del Dio dei cristiani. E quindi se diventa, come dire, non un succedaneo, ma l'ersatz, il sostituto della religione, tutto è possibile. Ecco, e allora appunto torna questo straordinario dilemma che esce da queste pagine e poi da quelle scritte da Daniele Negri, una metafora della moderna giustizia politica. Sì, e la recita del processo è qui con le citazioni di Carrara, di Satta, molto molto interessanti anche queste. Allora io concludo con questa questione che io mi pongo. Che cos'è la modernità che viene creata qui nel 1792-1793? Hanno ragione quelli che credono che la vera rivoluzione cominci col processo ai girondini? Questi c'erano. C'era anche un italiano, un giovane italiano, un pezzo grosso del Partito Socialista, non ancora cavaliere, direttore dell'Avanti, Benito Mussolini. Benito Mussolini diceva la vera rivoluzione non è quella dell'89, è quella del 93. Allora che tipo di modernità si instaura con questa cosa? E ancora potremmo chiederci, e chiederei, ci sono due modernità o ce n'è invece una che ha delle piccole variazioni, ma questa sorta di ruolo centrale e assoluto che ha la politica, che si autogiustifica e che non riconosce altro che se stessa, non è forse questa anche all'origine della crisi che stiamo vivendo? Prima di tutto anch'io devo ringraziare più persone e più istituzioni per la volontà e le modalità con cui è stata organizzata questa iniziativa. Sono un coprotagonista di questo volume e essere invitati a Venezia, voluti da Ordine, Camera Penale e ospitati in una sede prestigiosa come quella in cui ci troviamo, è evidentemente un onore ed è una di quelle cose che sicuramente rimarranno profondamente dentro di me, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno voluto questo incontro. Faccio un solo nome, che è quello di Luca Mandro, perché poi è quello che ha fattivamente e costantemente lavorato perché questa iniziativa si potesse realizzare. Ringrazio poi ovviamente la Presidente dell'Ateneo Veneto rispetto alla quale poi mi soffermerò nel mio intervento per le riflessioni che ha voluto esprimere. Io dico anche che non so che tempo ho, ma che cederei volentieri parte del mio tempo alla Presidente Maragall perché quelle cose che avrebbe voluto dire potessero essere
continuate a dire. Ovviamente noi abbiamo scritto, ma ci piace anche molto ascoltare coloro che hanno avuto modo di leggere, quindi dammi anche i tempi poi per regolarmi. Io pensavo di fare un intervento abbastanza breve, di un quarto d'ora, insomma. Ecco. Fatte queste premesse e ringraziati voi che siete qui nonostante le elevate temperature, sono, dalle parole che ha pronunciato il professor Viggiano, sono un suo coetaneo. Anche a Firenze giugno era un mese in cui si potevano ancora fare cose piacevoli. Oggi i mutamenti climatici ci costringono a queste fatiche, quindi veramente grazie a voi anche che siete qui ad ascoltarci su temi certamente belli, certamente appassionanti, ma difficilmente compatibili con le temperature. L'ultimo ringraziamento, ma in questo modo entro diciamo a gamba tesa in quello che è il libro e in quella che è la piccola parte che mi ha visto coprotagonista, va a Paolo Ferrua, perché va detto, ribadito, sottolineato che quest'idea, questo progetto nasce esattamente da una sua ferma e costante volontà che è stata capace di smuovere anche certe pigrizie o certi impegni, parlo per me, ma che, come dire, alle quali però non ci si poteva sottrarre, perché nel progetto che sta dietro questo lavoro, permettetemi di dire, io ho conosciuto un'altra versione di Paolo Ferrua rispetto a quella che mi era molto nota, visto che mi onora della sua amicizia da ormai diversi anni, e cioè di un grandissimo logico, prima ancora che studioso della procedura penale, un grandissimo logico. Ecco, vedere la passione calda con cui Paolo Ferrua ha pensato, voluto questo lavoro e poi si è impegnato nel redigere il suo saggio, mi hanno fatto scoprire questa altra faccia di Paolo, quindi non solo quella cristallina purezza nell'affrontare quelle che sono gli istituti fondamentali della materia che ci interessa, della procedura penale, ma anche questo afflato, questo entusiasmo che ci ha, posso dire Daniele, trasmesso, facendoci appassionare non soltanto a Michelet, ma facendoci appunto appassionare anche a questi 21 disgraziati che subirono questa farsa o questa recita del processo. Quindi davvero un grazie di cuore a Paolo per avermi dato l'occasione di occuparmi di questa vicenda con gli occhi più rivolti all'oggi però che al passato. Occhi rivolti all'oggi con la consapevolezza assolutamente affermata e sottolineata che sarebbe una follia operare dei paragoni tra quel contesto politico, quella particolare temperie storica e quelli che sono gli anni che noi stiamo vivendo, che ci siamo appena lasciati alle spalle. Per ora la ghigliottina non la conosciamo, la mia generazione almeno non ha conosciuto la ghigliottina, dico per ora, perché questa grande passione per gli ergastoli, magari ostativi, magari con 3.000 aggravanti, io ho un grande terrore che porti a dimenticare quella che non nomino nemmeno come pena, ma ho questo terrore. Certo,
l'avere individuato però quello che gli storici degli Annals ci insegnano essere temi di lungo periodo in quella che è la vicenda dei Girondini, trasferita su un piano come quello da cui lo può guardare non uno storico, non uno studioso di procedura penale, ma un avvocato penalista, quindi con gli strumenti pragmatici che vengono dal avere frequentato per tanti anni, ahimè, ormai dal lontano 1998, le aule di giustizia. Scusate, dal lontano 1990, 1988 è la laurea. Quindi ho cercato di individuare che cosa poteva restare di quella vicenda e che cosa si può cogliere naturalmente sotto altre vesti, con altre forme, in quello che viviamo quotidianamente. Beh, le parole di quello che è stato più di un saluto della Presidente già hanno rivelato come per l'appunto, accostandosi a questo tema, non sia da considerare un'operazione impropria quella di cogliere delle similitudini, cogliere delle abitudini mentali che resistono comunque nel sistema. Dunque il mio approccio è stato quello di, da una parte, domandarsi perché il diritto penale storicamente è stato sempre usato come strumento di oppressione e perché questo strumento di oppressione viaggia e utilizza sempre lo strumento del processo, anche quando, come in quei contesti, quelli del 1793, potrebbe fare a meno del processo. Questa riflessione, che naturalmente è stata suggerita da Paolo, era una riflessione praticata da me da tempo, perché il mio maestro d'adozione di procedura penale, io ho studiato a Firenze, quindi non ho avuto la persona che sto per nominare come mio maestro di procedura penale, ma lo è stato poi dopo la mia laurea nei fatti, in quel percorso che ho proseguito da avvocato in un'interlocuzione costante con Massimo Nobili. Ecco che è proprio uno scritto di Massimo Nobili, a proposito di questa invettiva di Robespierre, voi sul contrasto tra le forme e i principi, che ha veramente marcato tutta quella che poi è stata la mia attività professionale nelle aule di giustizia e fuori delle aule di giustizia. Machiavelli avrebbe detto quondam responsabile di un centro studi di penalisti, quondam. Mi sono sempre interrogato quindi perché il processo e perché un processo che rinnega se stesso. Ripeto qui in sintesi, non ho guardato l'orologio e quindi bisogna che lo guardi, che ancor prima del processo ai Girondini si discute all'epoca se processare o meno Luigi XVI. Si deve processare o si deve semplicemente sopprimere il re? Bene, è proprio Robespierre che in quel momento magnificamente ci dice che cos'è un processo penale, descrivendone sostanzialmente
la vera natura, la sua antitesi e un'ibridazione che è quella a cui, ahimè, spesso siamo costretti ad assistere. Non c'è processo, dice Robespierre, fuori dalle regole. Il re non si può processare perché il processo è tale solo quando il suo esito è oggetto di un dubbio. Può finire con un'assoluzione come con una condanna. E allora come si può sottoporre a processo il re e quindi ipotizzare che possa essere assolto? Se il re venisse assolto sarebbe l'intera rivoluzione ad essere condannata. Quindi non si deve processare Luigi XVI. Contro Luigi XVI sono necessarie quelle che Robespierre chiamava operazioni sublimi, cioè di fatto atti rivoluzionari. Atti rivoluzionari. A me viene da pensare al colpo di mitragliatrice davanti a un cancello sulle sponde del lago di Como. C'è un'esecuzione di Benito Mussolini, non c'è un processo a Benito Mussolini. Domandiamoci se ci fosse stato un processo a Benito Mussolini, se quel processo si sarebbe potuto celebrare con il dubbio, cioè dans les règles, e non fuori dalle regole. C'è un'antitesi del processo che appunto è l'operazione sublime, l'atto rivoluzionario, l'atto con cui un regime si sostituisce a un altro regime e, come dire, mette la parola fine su quello che c'era prima con un atto che è un atto di violenza giustificata dalla rivoluzionarietà, dalla svolta. Poi invece ci sono le vie di mezzo, cioè i processi che si simula che siano svolti secondo le regole, ma che vengono celebrati fondamentalmente per il pubblico, cioè per legittimare davanti al pubblico quello che si sta facendo, per nobilitare il colpo di mitraglietta, per legittimare quel colpo di mitraglietta. Robespierre finisce in minoranza e quando si insiste perché si processi Luigi XVI, vota perché si processi Luigi XVI e diventa, paradossalmente, ma perché non poteva stare in minoranza, il fautore di tutte le più forti limitazioni delle garanzie che pure erano previste, perché ricordiamoci che con la rivoluzione, secondo il canone tradizionale dell'89, si introduce per la prima volta sul terreno continentale una forma di processo accusatorio che appunto il mio maestro d'adozione Massimo Nobili ha sempre detto essere il processo più garantito e accusatorio che sia stato mai immaginato da questa parte, diciamo, del continente europeo, quindi lasciando stare il mondo anglosassone. Il processo ai Girondini è un processo che va ancora peggio dal punto di vista della sua ipocrisia, per questo recita del processo a Luigi XVI. Quando siamo partiti nel progettare questo lavoro, Paolo Ferrua mi aveva chiesto di fare una specie di lavoro critico con gli occhi dell'avvocato penalista sul lavoro svolto dai difensori dei girondini. Peccato che quando ci siamo immersi nelle fonti del processo abbiamo constatato che i girondini avevano tutti difensori d'ufficio e che nel corso di quel processo non hanno mai avuto parola.
ad eccezione di un esordio di Lagarde, che all'inizio del processo lamenta di non conoscere ancora tutti gli atti a carico dei suoi assistiti, lo ricordava prima la Presidente, dopo questa uscita negli atti di quel processo gli avvocati non parlano più. Non ci saranno neanche le arringhe finali, le arringhe conclusive, per quel meccanismo del decreto di accelerazione del processo voluto da Robespierre, che fa sì che, vi dice qualcosa, finite le prove a carico, i giudici si sono ormai formati un convincimento. E allora perché perdere tempo a sentire le difese, a sentire gli avvocati? Le prove c'erano, la giuria era in grado di decidere e quindi che si passasse immediatamente alla decisione. E quindi vi confesso che mi sono anche trovato in difficoltà, perché quell'ipotesi di lavoro l'abbiamo dovuta abbandonare subito, a differenza della opzione che avevano avuto, mi piace ricordarlo qui perché sarebbe da redistribuire, coloro che in anni lontani, parlo sempre di ambito Unione Camere Penali, ebbero modo di lavorare e commentare la ringa dell'avvocato di Luigi XVI, De Sèze, che ebbe quantomeno la possibilità di pronunciare la ringa finale. E quindi coloro che in questa bella pubblicazione, una ristampa anastatica della difesa di De Sèze, potettero sottolineare qual era stata la capacità, l'abilità dell'avvocato, il coraggio dell'avvocato nel costruire una difesa così difficile come poteva essere quella di Luigi XVI. Qua non c'è nulla di tutto questo. E allora naturalmente il compito che mi è rimasto è stato quello di andare a cercare per l'appunto quelle abitudini, quelle incrostazioni che, ripeto, sotto forme completamente diverse, ma permangono ancora oggi. Fare presto. Ecco che vengo alle parole della Presidente Maragaggia nel concludere il mio intervento, perché credo che questo quarto d'ora sia maturato. Fare presto. Ha fatto bene la Presidente Maragaggia a ripetere una parola che riecheggia ormai da molto tempo e che tutte le volte mi indigna, ma naturalmente la Presidente l'ha citata in maniera molto critica, quindi capisco che indigna anche lei. Lo smaltimento. L'imputato visto come un rifiuto, perché si smaltiscono i rifiuti. Qui si smaltiscono i processi, i fascicoli, come se i fascicoli non avessero dei nomi, non contenessero delle storie, giuste, sbagliate, di vite perse, di vite da salvare. Ancora, salvare i processi e quindi giustificare continuamente la violazione delle regole, il superamento delle regole. Ora, io ho colto, non conoscevo la Presidente, non l'ho conosciuta neanche come giudice, ma capisco perfettamente l'atteggiamento mentale, ne parlai proprio una volta con Massimo Nobili, che oltre che insegnare procedura penale ha fatto anche il giudice a San Marino, giudice d'appello, vero Daniele, a San Marino. La sofferenza naturalmente che può provare un giudicante che magari per un vizio di forma, che può stare nella banale vizio della notifica o qualche altra cosa che ci può venire in mente, vede magari crollare un edificio che magari avrebbe comunque portato all'affermazione di responsabilità di un colpevole.
Quindi io capisco quella sofferenza e capisco che dietro il tentativo di salvare il processo non ci sia soltanto, in alcuni, soltanto l'idea di assecondo il pubblico ministero, ci sia qualche cosa di più, perché chiaramente arrivare a fare determinate pronunce in certe condizioni è un forte sacrificio. Ma io mi domando, non è questo un venir meno innanzitutto a un obbligo costituzionale per quanto ci riguarda, che è la soggezione del giudice soltanto alla legge, e un venir meno a quell'idea di processo come processo che si deve svolgere secondo le regole e non fuori dalle regole, sempre e comunque, sempre e comunque. È un sacrificio quello che si paga a principi di civiltà, perché il soggettivismo di chi si trova a giudicare non può sostituirsi all'oggettivismo che è dato dalle regole che stabiliscono il modo in cui si deve procedere. Tutto questo quindi è stato, come dire, alla base della riflessione che ho svolto in questo capitolo del libro, a cui ho voluto intenzionalmente dare, a parte il richiamo alla recita ovviamente affermativo, provocatorio, valutativo estremo, come ha detto il relatore che mi ha preceduto, ma a quel brisso più 20, che è il modo con cui ancora nel mondo giudiziario siamo abituati a chiamare, con il capofila alfabetico dei processi plurisoggettivi, i nostri processi. Purtroppo, poi sicuramente Daniele Negri, infatti ho cercato di non invadere territori che sicuramente percorrerà e che ci accomunano nei contenuti, dirà perché ci sono ancora troppi processi a brisso più 20. Grazie. Daniele Negri per delle riflessioni su un altro eccezionale capitolo di questo libro in cui si riesce a prendere il processo a Brissot più 20 e metterlo in parallelismo con i tempi moderni, tanto che si arriva a parlare di immunità parlamentare e altro, con degli spunti veramente interessanti e su cui riflettere. Per cui gli do immediatamente la parola per le sue riflessioni. Grazie all'avvocato Luca Mandro e grazie alla Presidente Magaraggia. Con questi due nomi voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa specialissima occasione, davvero un pomeriggio di quelli rari, poter riflettere insieme su temi che sono tutto fuorché consueti, sia ormai nell'ambito accademico sia in quelli dell'avvocatura. Quindi anche un'apertura verso cittadini, persone interessate, persone colte, che abbiano curiosità rispetto a questa opera che dobbiamo, voglio ribadirlo anch'io, alla splendida idea di Paolo Ferrua. 1793 1993. 1793 da un lato, la rivoluzione alla svolta, l'anno secondo, come ribattezzato secondo il calendario repubblicano, i girondini davanti al tribunale rivoluzionario, in quella Francia che ci ha poi tramandato tanti degli archetipi
che sono ancora oggi attuali, sul piano storico, sul piano giuridico, sul piano politico. 1993, un anno centrale nelle vicende, credo a moltissimi, anche ai non addetti ai lavori, note, perché hanno cambiato la storia repubblicana italiana, di Tangentopoli, di Mani Pulite. Un anno cruciale, simbolico, perché è l'anno nel quale cade una storica garanzia che la nostra Costituzione aveva ribadito, quella dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, la necessità che per instaurare un processo nei confronti di qualche membro del Parlamento occorresse l'autorizzazione della Camera di appartenenza, cioè un vaglio politico sull'azione della magistratura a tutela della inviolabilità parlamentare. È un anno nel quale cade questa storica garanzia. Secondo le parole di allora di un insigne costituzionalista, Gustavo Zagrebelsky, cadde sotto dettatura degli eventi. Dettatura è un termine che andrebbe anche psicoanaliticamente analizzato. Ed è un anno nel quale viene liquidata per via giudiziaria un'intera classe politica. Uomini di governo, membri del Parlamento da decenni, partiti storici, come dicevo, il processo penale, i processi penali che determinano una svolta repubblicana, quello che siamo noi oggi politicamente, anche come elettori, lo dobbiamo a quel passaggio essenziale, a dei processi. E allora, nel considerare questi 2 anni, 1793 e 1993, coglievo l'anniversario, 2 secoli esatti, una coincidenza curiosa della storia. E mi veniva da chiedermi, ho provato nel saggio che è contenuto in questo libro a domandarmi come mai non fosse stato ancora, così almeno mi pareva, sufficientemente tematizzato questo parallelo. Tematizzato da chi, innanzitutto? Chi avrebbe dovuto farlo? A chi spettava questo compito? Agli storici? Sembrava che ci fosse un ritardo. È vero che gli storici, guardo il professor Viggiano, sono sempre molto cauti e giustamente cauti sul piano metodologico ad analizzare tempi troppo vicini a quello in cui si riflette, si scrive, si analizza. E però 2025 sono trascorsi ormai ben più di 30 anni. Dunque competeva agli storici, competeva ai politologi. Si poteva lasciare questo alla polemica magari giornalistica, o anche i giuristi avrebbero potuto dire qualcosa a questo riguardo? È una domanda che mi ha tormentato e che ho cercato di porre all'inizio, senza poterla sviluppare anche per mancanza degli strumenti necessari, perché il giurista può arrivare sino ad un certo punto, non è uno storico, non possiamo prendere il mestiere altrui. Però qualcosa gli storici avevano tentato di dire, qualche contributo da parte loro si è avuto su quel 1993, 2 secoli esatti dopo la vicenda di cui parliamo nel libro. Per esempio da parte di uno storico quotato come Ginsburg, il quale, con riguardo ai pubblici ministeri, tutti noti, ricorderete il pool Mani Pulite,
Come dimenticarlo? Come dimenticare anche il momento nel quale si presentarono alla nazione attraverso un intervento televisivo, tutti schierati. Squadra formidabile, cito Ginsburg, impegnata nella titanica lotta per riportare la vita pubblica italiana alla legalità. E se noi leggiamo il modo, il fraseggio anche, il modo di parlare, di discutere di altri tra coloro che componevano quella formidabile squadra, per esempio, troviamo detto qualcosa di questo tipo. Noi pensavamo di distruggere la corruzione, di eliminarla. Quindi non il processo sul singolo caso, per le responsabilità in ordine a quel determinato fatto, per quella persona, se sia colpevole o innocente, corruzione, concussione, qualunque sia l'addebito penale che viene mosso, ma la lotta contro la corruzione in sé, per sradicarla dalla vita democratica. E allora ecco che il processo ai girondini cominciava ad apparirmi come davvero l'archetipo del processo politico in senso moderno, perché gli esempi storici anche più risalenti sono numerosi, del processo politico di cui abbiamo molti esempi, e abbiamo degli esempi sotto i regimi autoritari, sotto i regimi totalitari. Il processo dei vincitori, e non solo, ma il processo dei vincitori sui vinti, il processo contro il nemico, la coppia amico-nemico. Ma qui c'era una peculiarità, che quel processo non era un processo dei vincitori sui vinti, un processo fatto a posteriori per eliminare gli avversari. Era il processo come strumento per vincere, come passaggio necessario e determinante per quella vittoria. Il processo stesso come arma politica finale, perché le sorti erano in bilico, non era ancora detto che Robespierre e la sua fazione uscissero effettivamente vincitori in quello scontro tipico del periodo post-rivoluzionario. E il processo servì a questo, fu piegato a questo. Il processo non nei confronti di qualche nemico, isolatamente o magari in successione. Si ricordava il caso appunto dei contadini renitenti poco fa, ma il processo ad un partito politico, usa adesso questa espressione altamente impropria perché non possiamo esprimerci in questo modo, ma per essere chiari, uomini che partecipano di discorsi comuni, si diceva un momento fa, in blocco, tutti insieme, siano giudicati contemporaneamente, questa fu una delle invettive, affinché periscano nello stesso tempo. E si discusse allora se si doveva instaurare un processo a Brissot e poi magari successivamente, a titolo di concorso, via via, per le responsabilità degli altri fra i girondini. Ma a prevalere fu esattamente questa strategia politica. Il processo doveva essere celebrato nei confronti di tutti, eliminandoli contemporaneamente come fazione avversaria. E questo quindi non può non ricordarci le vicende di 2 secoli dopo, se pensiamo alla scomparsa di un'intera classe politica.
ed è ancora lì che ci attende questa analisi da parte di chi sicuramente ha più titolo di me per compierla. Un partito intero. Il partito che si contrapponeva a quello montagnardo perché mentre la montagna era per l'eterna insurrezione del popolo, quindi di una rivoluzione continua, costante, i girondini erano la parte che sosteneva il governo della legge, un tipo di democrazia che possiamo dire di carattere liberale. Questo era lo grande scontro in atto. Ed è quella concezione, cioè quella di una prosecuzione degli ideali rivoluzionari ma sotto il governo della legge come tutela, che andava eliminata. Andava eliminata la dialettica democratica, l'esistenza cioè di una opposizione parlamentare, e allo stesso modo specularmente andava eliminata nel processo rivoluzionario la dialettica processuale, che appunto la rispecchia, e dunque andava eliminata la difesa. Lorenzo Zilletti poco fa ci ha detto che nessun difensore parlò. Quindi quel momento fu un momento nel quale, come 2 secoli dopo, il processo penale finiva per riflettere le dinamiche in atto sul piano politico, la accelerazione nella discesa verso il terrore e dunque del regime autoritario che vi si accompagna, e nel processo naturalmente la discesa, l'accelerazione verso la condanna, il decreto dell'8 Brumaio anno secondo che ghigliottinò letteralmente il processo, prima ancora che la ghigliottina mozzasse il capo ai condannati. Tutti insieme, dicevo, periscano allo stesso tempo sotto una imputazione di associazione per perdere la Repubblica, una congiura, il federalismo, il volere ripristinare la monarchia, il modo con cui veniva costruito l'atto d'accusa, lo ricordava proprio in apertura la Presidente Magaraggia. Stavano tutti insieme, bisognava processarli al tempo stesso, condannarli simultaneamente, e perciò che cosa di meglio di un'imputazione per associazione? Di quelle imputazioni vaghe, vaghissime, narrative, che menano il campellaia, che raccontano un episodio qui, un altro là, mescolano pseudofatti ad opinioni, così finendo per giudicare i girondini per le opinioni che avevano espresso, per la loro posizione parlamentare, così attaccando e annichilendo l'inviolabilità parlamentare 2 secoli prima della caduta dell'autorizzazione a procedere nello Stato di diritto italiano del 1993. Quali forze infatti erano in campo allora? E dovrebbero rammentarci qualcosa le forze che agirono all'unisono verso quel destino predeterminato di condanna e di morte dei girondini. Che cosa accompagnò il processo davanti al tribunale ancora straordinario, che poi fu ribattezzato rivoluzionario in senso stretto proprio da quello stesso decreto dell'8 Brumaio durante il processo ai girondini? La stampa, l'attività virulenta, condannatoria, con un ruolo paragiudiziario dei pamphlet,
tutti di parte montagnarda, perché la stampa girondina era già stata fatta fuori. Addirittura il direttore del giornale, che più di tutti portava avanti questa campagna, era al tempo stesso direttore del giornale. Non era Travaglia, no, era Hébert. Non volevo dirlo, non volevo essere così esplicito, ma penso che chi ci ascolta colga benissimo. Direttore di giornale, testimone a carico ed avversario politico acerrimo. E poi il giustizialismo politico montagnardo. Qui nasce il populismo penale in senso moderno. Quindi è inutile affaticarci oggi a discutere del populismo penale, che deriverebbe da un movimento politico degli ultimi anni, degli ultimissimi anni. Ma quale? Non è quella l'origine. L'origine sta là, e l'origine, la scaturigine di quello che è venuto poi, con quel movimento politico, non a caso richiamandosi anche a Rousseau, nasce nel 1993. Nasce con Dagli al corrotto. Giustizialismo politico e populismo penale, dunque. E poi il pubblico ministero, il pubblico accusatore, Fouquier-Tinville, che allora era asservito, dipendente dal potere politico, rispondeva al Comitato di Salute Pubblica tutte le sere, alle 10 della sera si recava al Comitato di Salute Pubblica per riferire. Quindi non era un pubblico ministero indipendente. Vogliamo dire che sotto questo profilo qualcosa è cambiato rispetto ad allora? Il tempo e le forme, un processo dans les règles, un processo che vive soltanto se rispetta quelle forme, ma le forme al patibolo, come ho intitolato il mio saggio, proprio perché fu quella la vicenda nella quale modernamente, è stato colto benissimo, modernamente noi assistiamo al processo che diventa un processo di scopo. Hanno uno scopo. I giudici hanno uno scopo. Giudici quindi non imparziali, ma che puntano ad un risultato. Hanno uno scopo e lo perseguono. Non lo possono però fare fino in fondo da soli. Questo è un altro tratto differenziale che bisogna far bene emergere rispetto all'oggi. Non era cioè sufficiente tutto quell'apparato, quella mascherata, quello schermo, quell'infingimento, quella finzione apparecchiata a priori per la condanna. Non era sufficiente. C'era il pericolo che il pubblico, ascoltando i girondini, Brissot, Vergniaud e tutti gli altri, potesse vacillare per la loro grande capacità oratoria. Cioè c'era un rischio nella pubblicità. Lorenzo Silletti diceva la pubblicità serve a mostrare, a legittimare rispetto al popolo questa esecuzione che altrimenti potrebbe essere compiuta direttamente, e invece vogliamo il processo proprio perché quello convince il numero maggiore possibile della giustezza di questo fine. Ma non bastò tutto quello. C'era un rischio, cioè che non si arrivasse effettivamente alla condanna e alla condanna a morte, che quella strategia che si era messa in opera non giungesse al suo atteso epilogo. Qualcosa poteva andare storto. E allora lì, perché erano pur sempre figli della rivoluzione, questo non dobbiamo dimenticarcelo, ci si appellò di nuovo alla legge.
Occorse cioè il decreto dell'8 Brumaio per ghigliottinare il processo, e cioè per dire che a un certo punto il Presidente si sarebbe rivolto alla giuria chiedendo a loro se fossero sufficientemente convinti, in modo che dunque il processo non avesse poi il suo corso regolare secondo le forme, ma si troncasse improvvisamente. Ma servì il passaggio attraverso la legge, perché erano ancora figli della rivoluzione, forse statolati nel senso che la legge aveva una sua preeminenza. E io mi chiedo a conclusione, allora, si passerebbe oggi ancora attraverso la legge o basterebbe l'opera creativa del giudice? Prima di passare la parola al professor Ferrua, vorrei solo darvi un'idea di quanto è approfondito questo libro, nel senso che prima è stato citato François Furet, che assieme a Denis Richet ha scritto un manuale intitolato La Rivoluzione francese. Ecco, giusto per mia fortuna, e continuo a ritornare sulla mia fortuna che ha contraddistinto tutto questo evento, stavo giusto appunto leggendo questo manuale e sul processo ai Girondini, mi sono permesso di fotocopiarle, sono 3 pagine, solo per darvi l'idea di quanto in questo libro che stiamo presentando ci sia l'approfondimento di un momento fondamentale per la Rivoluzione francese, ma molto spesso trascurato anche dalla, diciamo, manualistica per il Quivis de Populo, come posso essere io. E dico ancora un'altra cosa prima di lasciare la parola al professor Ferrua, e spero di non fare uno spoiler troppo ampio, ma ho l'impressione che persino le citazioni a inizio capitolo di questo libro siano mirate e, come dire, evocative e icastiche. Vi faccio un esempio. Una delle domande appunto che avrei voluto fare al professor Ferrua è: perché questo libro? Con anche il rischio di finire, come dire, catalogati in una interpretazione marxista alla Mathieu piuttosto che in un'interpretazione alla Michelet della Rivoluzione francese. Però anche questo, c'è una citazione che apre il libro, giusto appunto di Jules Michelet, che dice: bisogna far parlare i silenzi della storia, 3 pagine del manuale. Bisogna far parlare i silenzi della storia, quei terribili vuoti d'organo in cui essa non dice più nulla e che sono proprio i suoi accenti più tragici. Ecco, io credo che di questo libro vadano colte persino le citazioni che aprono i capitoli. E adesso di nuovo mi taccio per lasciare la parola al professor Ferrua, che ringrazio. Grazie. Ecco, penso che posso abbreviare i ringraziamenti, visto che sono già stati ampiamente svolti dai precedenti oratori, e ringrazio solo per tutti. Devo avvicinarti il microfono. Allora, di solito dicevo lo faccio con il solera, ma che abbrevio i ringraziamenti perché sono già stati ampiamente svolti, e ringrazio per tutti semplicemente l'Ateneo Veneto che ha voluto darci questa sede prestigiosa per la presentazione. Volevo svolgere essenzialmente 2 considerazioni. La prima che riguarda un tema di attualità, la difesa adottata dai Girondini, e la seconda che riguarda un rimorso, devo dire, che mi ha colto quando ormai il libro era già scritto e di cui vi accennerò. Il primo tema, che riguarda la difesa dei Girondini, nasce dalla lettura di un articolo di Massimo Nobili, che in realtà io conoscevo già prima del libro, ma che vi dirò perché in sostanza avevo rimosso dalla mia mente, ve lo confesso. Questo articolo di Nobili, che è pubblicato e che sicuramente tu, Lorenzo, e anche Daniele conoscete perfettamente,
è pubblicato in Critica del diritto e ha un titolo, mi pare, Torbide fonti, adorati errori, in Critica del diritto del 2012. Allora in questo libro Nobili polemizza contro uno slogan che circolava soprattutto ai tempi di Mani Pulite, se non erro, e cioè lo slogan secondo cui ci si deve difendere nel processo e non ci si deve invece difendere dal processo. Era lo slogan che allora circolava. Ora, devo averlo rimosso, perché a tratti mi è sembrato che Nobili volesse polemizzare anche con un gruppo del quale io facevo parte, che in quell'epoca polemizzava con la difesa di Berlusconi e di Previti. Era il momento in cui, insomma, bisogna dirlo, le eccezioni difensive improvvisamente si trasformavano in progetti di legge. E questo ci era parso poco consono. E anche il fatto, devo dire, che Previti ricusasse a settimane alterne i propri giudici ci era sembrato, insomma. Poi questo slogan è stato trasformato appunto, e qui probabilmente Nobili aveva anche le sue ragioni, forse ottime. Nello slogan appunto ci si deve difendere solo nel processo e non dal processo. Ora questo tema, se ci pensate bene, in fondo non è nuovo, è vecchio, perché già lo aveva studiato bene Vergès quando aveva distinto tra un tipo di difesa che riconosce l'autorità dei propri giudici e un tipo invece di difesa portato all'estremo che lui aveva chiamato un tipo di processo di rottura che tende a mettere in crisi i meccanismi giudiziari. E lo aveva praticato, bisogna dire, il precedente. Infatti noi accostavamo il povero Previti ai brigatisti, perché dicevamo come i brigatisti, lui in sostanza ricusa i giudici, rifiuta i propri difensori per sostituirli con un altro, tutto allo scopo di rallentare il processo, insomma. Quindi c'era questa, diciamo, ci sono tante vie intermedie tra una difesa nel processo e poi una difesa dal processo. Però quello che aveva ragione, col senno di poi sicuramente Nobile, e a dire, in fondo l'aveva già detto Carnelutti, il processo è una pena, è un qualche cosa, è una sofferenza per l'imputato, e quindi perché mai alla fine non ci si deve anche difendere dal processo? Il problema è solo questo, che ci sono dei mezzi che nessuno nega, come la ricusazione del proprio giudice, e altri appunto che portano invece all'estremo, come, non so, il difensore che a un certo punto dismette la toga. Ecco. Allora, per venire al processo dei Girondini, ecco lì mi sono chiesto, e prendendo spunto da una considerazione che fa Lamartine, quando Lamartine dice in fondo i Girondini si difesero male nel processo, perché avrebbero avuto 1000 occasioni per rivendicare la loro storia, per contestare radicalmente i giudici. Invece lo stesso Vergniaud, che era il celebre oratore suggestivo della Convenzione, parve adottare un tipo di difesa remissivo. Allora, indubbiamente è vero questo aspetto. Cioè i Girondini, da un lato, io mi sono domandato, loro credevano realmente che questi giurati fossero indipendenti? Potevano realmente avere fiducia in questo tipo di giustizia palesemente organizzato da Robespierre e dai Giacobini? Loro in ogni passo mostrarono di non contestare mai i propri giudici. Pensate che a un certo punto un giurato, dato che Vergniaud si era difeso dicendo che lui non aveva votato per il processo a Marat, cosa vera, Vergniaud non amava i processi svolti contro avversari politici e quindi lui si era rifiutato di
approvare il processo contro Marat. E a un certo punto un giurato se ne esce di fronte a questa affermazione di Vergniaud, che dice io non ho mai aggredito Marat, interviene, passa alla tribuna e se ne esce con questa frase. Sì, dice, io mi limito a far notare che Marat è morto, ucciso, e il qui presente Vergniaud invece è ancora vivo. Allora mi sono chiesto in effetti perché Vergniaud non ha ricusato immediatamente questo giudice. Non so se allora ci fosse la ricusazione, però penso che comunque qualche parola avrebbe potuto dirla, ecco. E quindi non c'è dubbio che, anche se come ha giustamente notato Lorenzo, ai difensori fu impedito di parlare perché non ebbero più la possibilità, dato che erano trascorsi quei giorni dopo che i giurati si erano dichiarati pronti a decidere, tuttavia ai girondini fu concesso, bisogna riconoscerlo, dopo ogni testimonianza a loro carico, di intervenire per dire la loro. E in effetti in queste testimonianze che fecero i girondini non aggredirono mai né il presidente né i giurati, contestarono semplicemente i fatti che venivano esposti dai testimoni. L'unica clamorosa contestazione si ebbe alla fine, cioè nel verdetto, quando con uno splendido gesto i girondini gettarono in faccia ai giudici le carte della difesa che loro avevano preparato e che fu loro impedito di svolgere. Ma per il resto non c'è stata nessuna forma di contestazione nei confronti dei giurati, sempre una difesa rigorosamente nel processo. Anche, devo dire, un altro esempio, sempre di una girondina celebre, cioè Carlotta Corday. Carlotta Corday si difese sempre soltanto nel processo, rifiutò qualsiasi difesa dal processo. Però vedete, c'è una grossa differenza, e che cioè la Carlotta Corday il reato c'era, c'è poco da fare, aveva ucciso Marat e quindi non poteva in sé contestare il fatto di essere processata. Mentre questi girondini avrebbero avuto tutte le ragioni per contestare un processo del genere, organizzato appunto, come diceva giustamente Magaraggia, solo sulle loro idee, delle quali non erano chiamati a rispondere, ma di fatti. E invece non fecero nessuna contestazione di questo tipo. E quello che mi domando, che è ancora oggi di attualità, forse dico, ma secondo voi cosa deve fare il difensore quando avesse la sensazione, come ce l'avevano i girondini, che la sentenza è già scritta, e cioè che viene sottoposto a un processo, sì, un processo in cui i giudici di fatto hanno già deciso, in cui non riconosce l'imparzialità del proprio giudice? Allora qual è il comportamento corretto del difensore? Questo è un tema di grande attualità, perché insomma c'è una serie, fino al gesto estremo di smettere la toga, cioè di dire io non difendo più nessuno in queste condizioni. Forse qualcuno l'ha anche fatto. Io. Sì? Ti è capitato di dover abbandonare? E poi cos'è successo? Che a quel punto è subentrato. No, voglio interromperti. Dunque, dicevo, questo è un tema molto interessante. Io ho cercato una spiegazione, devo dire, in questo, e l'ho trovata alla fine in questo tipo di spiegazione, cioè che la loro fede, chiamiamola proprio fede, nella legge e nella giustizia, era tale che loro, contestando i giudici o contestando le leggi che venivano fatte, quella persona contro di loro, ecco, probabilmente avrebbero avuto la sensazione di rinnegare la loro stessa storia. Loro l'avevano costruita su questi due ideali, la giustizia e la legge. Tenete presente che la Costituzione montagnarda era stata sospesa
per far posto alle leggi rivoluzionarie e quindi non potevano, come abbiamo noi oggi la possibilità di richiamarci alla Costituzione per contestare la legge. Loro avevano solo questa possibilità di contestare la legge, ma per loro la legge non è come è per noi oggi, che è un prodotto deficitario, mal scritto. Per loro la legge era tutto e la giustizia era tutto. Allora io ho l'impressione che loro non si siano sentiti di contestare la legge e la giustizia, perché in questo modo avrebbero, come dire, rinnegata tutta la propria storia. Ecco. E quindi questo era. Tant'è vero che, e vi volevo leggere una frase molto interessante di Vergniaud, ancora lui, che costituisce un po' il mio eroe, così come la mia musa ispiratrice è Michelet. Allora, Vergniaud, quando si trova di fronte alle implacabili accuse di Robespierre, lui si difende, anzi non si difende, fa questa osservazione, dice: se la nostra risposta alle accuse di Robespierre vi ha convinti, vi prego in nome della giustizia di imporre il silenzio alle calunnie. Se non vi abbiamo convinti, vi prego in nome della patria di rinviarci di fronte al tribunale rivoluzionario. Se noi siamo colpevoli e non ci inviate al tribunale rivoluzionario, tradite il popolo. Se noi siamo calunniati e voi non lo dichiarate, tradite la giustizia. In qualche modo è stato lui stesso a chiedere il rinvio a giudizio di fronte. Io devo dire, lo considero un atto eroico, forse sostanzialmente anche sbagliato, insomma, perché aveva tutte le anticipazioni necessarie per capire che cos'era quel tribunale rivoluzionario davanti al quale stava per essere inviato, perché lui stesso, quando istituirono il tribunale rivoluzionario, disse una frase che mi pare di avere già qui una volta citato con te, e cioè quando disse: è l'Inquisizione, peggio di quella di Venezia. Questa è la frase. No, l'Inquisizione peggio di quella di Venezia. Dice: noi morremo piuttosto ai nostri posti che approvare una simile legge. E poi chiese che venisse votata attraverso un appello nominale la legge, perché aggiunse: bisogna vederli in volto coloro che hanno sempre sulle labbra la parola libertà per annegarla. E vengo al mio rimorso personale. Allora, scritto questo libro, sono stato colto da un rimorso notevole, e il mio rimorso è quello che nel tentativo di restituire giustizia ai poveri girondini, di farli rivivere in qualche modo, sapete che Michelet aveva dato questa bella definizione della storia, cioè diceva: la storia è risurrezione, perché si tratta di restituire la parola a coloro che sono vissuti troppo poco tempo. Allora, in questo tentativo di restituire giustizia ai girondini, io ho l'impressione di essere stato ingiusto nei confronti degli avversari dei girondini, perché io, travolto dalla mia passione per i girondini, ho messo nello stesso paniere tutti coloro che furono nemici dei girondini. Ma questo è stata, come dire, un'ingiustizia consumata a colpi di giustizia, se vogliamo. Perché? Perché in questo calderone degli avversari dei girondini ci stanno persone molto diverse, eterogenee fra di loro. Noi abbiamo per esempio gli ebertisti. Gli ebertisti erano nient'altro che dei bricconi, dei farabutti, cioè interessati soltanto ai propri guadagni, a trarre qualche credito dalle loro fantasticherie. Poi
e quindi questi meritano appunto tutto il male possibile che si può dire di loro. Poi avevamo un altro gruppo che era quello dei fanatici sanguinari. Questi invece agivano in modo disinteressato, non inseguivano il proprio successo, erano semplicemente li chiamavano gli arrabbiati, ecco, gli arrabbiati. E a capo di questi arrabbiati c'erano persone faine come era Rouge, come era in fondo lo stesso Marat, un grande sanguinario, ecco. Completamente diverso invece, ecco, devo dire, ed è qui che nasce il mio rimorso, è il giudizio su Danton, che era senza dubbio stato uno degli avversari dei girondini. Ma Danton, bisogna dire, in molte occasioni lui si era avvicinato alla Gironda, era contrario che la Gironda le venisse riservata quella fine che poi le fu riservata. Era giunto persino in certi casi ad avvertire, sia pure di nascosto, i girondini dei pericoli che correvano. E infine aveva compiuto un ultimo gesto mirabile che abbiamo descritto nel libro, e cioè che nel dicembre del 92 lui chiese ai girondini un ultimo colloquio. Lui voleva essere in sostanza perdonato dai girondini per il fatto di essere stato implicato nelle stragi del settembre del 92. In realtà lui non era colpevole di quelle stragi. I colpevoli di quelle stragi, quelli che le avevano parole molto invogliate, erano Marat e in parte anche Robespierre, ma lui era estraneo a quelle stragi, semplicemente a un certo punto si era limitato, come dire, è un fatto compiuto, non stiamo più a discutere, non parliamone più, ecco, quello che è avvenuto è avvenuto. Purtroppo, quando lui chiese questo colloquio, anche qui è un altro interrogativo, fecero bene i girondini a non accordargli questa amnistia che lui chiedeva, questa perdono, insomma, di essere per una colpa che poi non aveva neanche commesso. E lì c'erano molti che lo avrebbero assecondato, lo avrebbero amnistiato, tra questi naturalmente Vergniaud, Brissot. Purtroppo si esposero contro nella loro purezza repubblicana, nei loro ideali, per cui volevano una rivoluzione che fosse senza l'ombra di una macchia, senza nulla, insomma, di riprovevole, i coniugi Roland. Bisogna dire che appunto c'era come una incompatibilità tra la rozzezza, quella che giustamente chiama Michelet la regale laidezza di Danton, che era una persona sanguigna, con questo volto sconvolto dal vaiolo, insomma, e l'eleganza, la classe dei coniugi Roland. C'era questa incompatibilità per cui loro, con tutti i loro amici, si rifiutarono di amnistiarlo. E restano queste ultime parole molto belle con cui Danton a un certo punto si umiliò di fronte a questo rifiuto e disse, se le riporta gli storici, disse Guadet, che era quello che gli aveva rifiutato l'amnistia, quello che a nome dei girondini gli disse non possiamo perdonare le tue mani insanguinate, ecco, disse Guadet, dice tu non sai perdonare, dice, non sai sacrificare il tuo risentimento agli interessi della patria, sei ostinato e perirai. In effetti Guadet è perito, ma poi perirà anche, come sapete, anche lo stesso Danton. Infine, e qui concludo venendo alla famosa triade. La triade era composta da Robespierre, Cusson e Saint-Just. E anche questi tre, però, devo dire, non erano la stessa persona, erano molto diversi.
Certo, questi erano, bisogna riconoscerlo, cosa che io non ho detto, insomma, per motivi di economia, erano quelli che oggi la Meloni chiamerebbe dei veri patrioti, nel senso, no, agirono sempre nella convinzione che uccidendo i propri nemici avrebbero salvato la patria. Questa era la loro convinzione, credevano a tutto quello che dicevano. Oggi sappiamo bene che, non credo che Nordio pensi o creda tutto ciò che dice, ecco. Forse ha solo non ne sono convinto. Mentre allora credevano letteralmente a tutto quello che sostenevano, ed è questa la tragedia, proprio perché il credere a ciò che si dice va bene fino a che si hanno un barlume di umanità, ma quando si alzano i patiboli invece diventa difficile. Allora questi erano sicuramente dei patrioti ed erano anche, bisogna dirlo, sia Saint-Just sia Robespierre persone che non si sono mai arricchite. La loro vita era specchiata da questo punto di vista. 3 onest'uomini, a differenza di Chabot, che si era invece arricchito attraverso la moglie, figlia di un banchiere, e i suoi orologi d'oro, questo ex cappuccino, insomma. Loro 3 erano dal punto di vista della loro vita di un'estrema rettitudine. Il guaio appunto è che loro pensavano attraverso il regime del terrore di poter salvare la patria. Tra di loro poi c'erano ancora molte differenze perché, vedete, Robespierre era essenzialmente un prete, insomma, bisogna dirlo, e infatti attraverso l'essere supremo cercò di compiacere più volte il clero, e il clero stesso, se detestava, come ci raccontava, i girondini perché avevano questa fede laica, invece è sempre stato favorevole tutto sommato a Robespierre. Saint-Just distribuiva il suo odio in pari modo verso i preti e verso i nobili. Robespierre invece tendeva a fare molte eccezioni per gli uni e per gli altri. Infine, altra differenza notevole è che Robespierre aveva come ideale Rousseau soprattutto. E giustamente viene definito Robespierre come la scimmia di Rousseau, perché esaspera certe sue concezioni. Saint-Just invece aveva come ideale gli ideali di Saint-Just, che si trovava fra l'altro a proprio agio soltanto quando era a capo degli eserciti. Lui fece fucilare molti generali in perfetta buona fede, davanti a un plotone di esecuzione li condusse. Lui si trovava a proprio agio soltanto di fronte agli eserciti e i suoi miti erano Sparta e Licurgo, ecco, quindi molto diverso da Robespierre. Saint-Just, che era chiamato, come sapete, l'arcangelo della morte, perché le parole cadevano pesanti come quelle del destino dalle sue labbra. E qui vado alla conclusione, Robespierre bisogna dire che soprattutto interpretò male, secondo me, il Rousseau, devo dire, del contratto sociale. Non tanto il Rousseau dell'Émile quanto quello del contratto sociale. Perché? Perché dal contratto sociale trasse questa idea. Sapete, nel contratto sociale l'idea è quella che il singolo attraverso il contratto sociale rinuncia al proprio interesse individuale in favore di quello collettivo. Idea bella, ma pensate cosa succede messa nelle mani di Robespierre, che lui identifica l'ideale collettivo con la salute pubblica. La salute pubblica, ecco, che allora se per i girondini la giustizia, la legge era tutto, il diritto stesso era tutto, nulla può esserci fuori dal diritto, per Robespierre invece un'ingiustizia diventa tollerabile quando è fatta in nome della salute pubblica,
E da lì che poi nasce il regime del terrore, cioè questa idea sconvolgente che la salute pubblica, l'interesse della collettività possa giustificare anche l'ingiustizia concreta. Quindi il perire dei girondini non è un'ingiustizia, certamente, forse lo riconoscono anche loro magari, ma comunque giustificata dall'interesse pubblico, perché sono di ostacolo alla salvezza della Francia. E concludo dicendo che Condorcet, un grande girondino, ebbe appunto il coraggio di contestare questa idea di Robespierre, dicendo e scrivendo: è un errore credere che la salute pubblica possa ordinare un'ingiustizia, che l'interesse comune non sia d'accordo con l'esercizio dei diritti individuali, che la salute pubblica possa giustificare, possa comandare una ingiustizia. Questa massima è sempre stata il pretesto di tutte le tirannie. Grazie. Vi chiedo a questo punto se c'è qualche domanda, qualche riflessione che volete condividere con tutti noi. Grazie per lo splendido lavoro del libro e anche per questo interessantissimo convegno che ci avete regalati. Io parto da questa premessa: sono nato nel 1992, quindi per chi è nato in quell'anno penso che si faccia fatica a non essere manichei, cioè o ad avere una gran sete, una gran voglia di giustizia sostanziale, oppure non si provi un profondo scoramento e forse anche tristezza nello scempio delle forme, quindi del diritto. E ci sia portati a scegliere o l'una o l'altra delle, diciamo, parti dove pende il famoso pendolo della giustizia. La mia domanda è duplice. La prima è: quanto secondo voi una fattispecie che è priva di legalità, quindi di tassatività, di determinatezza, possa informare un processo e condizionarlo? A me viene in mente il nemico del socialismo come ipotesi di reato che si presta a qualsiasi interpretazione e quindi a raggiungere il risultato che si presuppone che quell'accusa muove. Mi viene da pensare a Wyszynski: datemi una persona e vi troverò il reato. Se però il reato è indefinibile, a quel punto il problema è già risolto in partenza. L'altra domanda invece riguarda quello che io, molto modestamente, trovo sempre nei tribunali speciali o nei tribunali che sono chiamati a decidere in periodi speciali, e cioè l'ansia di portare giustizia in un esito già scritto. E quindi mi chiedevo se nei vostri studi, magari proprio nel rapporto che c'è tra pubblico ministero e giudice, abbiate colto questo bisogno di far credere che si stia facendo qualcosa di vero e non solamente di rispondere a un diktat politico. Qui l'altro esempio che colgo sempre con le dovute cautele è quello proprio della stagione di Mani Pulite, cioè il fatto che si siano iscritti i procedimenti sempre allo stesso registro generale di notizia di reato, facendo sì che il giudice che doveva decidere sulle richieste dei pubblici ministeri fosse sempre quello. Quindi in questo tango tra procura e tribunale, se anche in questo esempio storico si sia manifestato questo bisogno di rendere credibile l'esercizio politico che invece si compiva. Grazie. Allora, io nel 1992, diversamente da te, avevo già 31 anni e facevo già questo lavoro. Quindi per me il 1992 è stato forse uno, parlo professionalmente naturalmente, non personalmente, degli anni più critici che ho potuto vivere dal punto di vista professionale. 1992 è un anno tragico per tutti noi, perché è l'anno delle 2 stragi di mafia, sulle quali ovviamente non c'è bisogno di fare alcun commento, ma è anche l'anno in cui la Corte Costituzionale pronuncia le famose 3 sentenze che uccidono
il codice del 1988-89. L'equilibrio fragilissimo di quel processo tendenzialmente accusatorio, l'accusatorio si regge su dei pilastri che sono molto fragili. Se tu levi un sassolino crolla l'intero edificio. Quelle sentenze, e poi naturalmente anche la legislazione di reazione alla mafia, quindi parlo della legge Scotti-Martelli, indubbiamente affossarono il codice dell'88. Quindi è un anno che, come dici te, segna sicuramente qualcosa di molto significativo, ancor prima del 93, che è quello di cui invece ci ha parlato Daniele Negri nel suo intervento. Il tema di fondo è c'è appunto una salute pubblica, senza pensare a quella di Robespierre, che può giustificare la deroga alle forme. In un recente convegno fiorentino all'università sulla separazione delle carriere, io ero tra il pubblico, l'ex presidente di ANM, il dottor Santalucia, sottolineò come nel 1992 quelle sentenze e quelle decisioni della magistratura di merito e poi anche della Corte Costituzionale e tante altre scelte interpretative fatte, era quasi uno stato di necessità che fossero adottate. Vedeva me che nel pubblico scuotevo la testa e ha detto no, ma anche l'avvocato Zilletti sarà d'accordo. E io dal pubblico risposi no, è proprio in quei momenti, è in quei momenti straordinari in cui si verificano delle cose terribili come quelle che si erano verificate in Sicilia, che la legalità deve tenere, che non sono ammesse le deroghe alla legalità, perché dalle deroghe della legalità non nasce soltanto, e basterebbe, un rito deformato per processare un certo tipo di imputati e un certo tipo di reati, ma poi peggio, a cascata, quella deroga si espande sempre di più e o viene replicata, penso al doppio binario che è diventato terzo nei processi a codice rosso. Che tipo di processo facciamo nei processi a codice rosso? Io chiamerei volentieri tanti magistrati a un convegno in cui direi: guardate, questo è l'imputato di questo reato, mi fate vedere come lo difendete, mi dite voi come impostereste la vostra linea difensiva, visto che queste sono le regole e poi questi sono i principi che voi affermate su certi temi. E quindi il problema della espansione, no? delle deroghe. Ma poi quelle deroghe finiscono per viziare il ragionamento del giudice anche nel processo che non è di doppio binario o di terzo binario, anche nel processo più banale, perché una volta che ti abitui a giudicare secondo certi parametri, sei inevitabilmente portato ad adottare quel tipo di parametro anche nel processo ordinario. Voglio dire, in questo mi sento di dover rassicurare la Presidente Maragaccia, cioè quando parliamo di giudici, di magistratura, ovviamente facciamo sempre delle generalizzazioni, perché conosciamo ovviamente individualmente, singolarmente, ciascuno di noi, tanti magistrati che fanno una, come dire, rigida applicazione della legge, che condividono certi valori che sono quelli che esprimiamo, così come non siamo neanche Daniele Negri, ci conosciamo da epoche infinite. Quello che diceva certamente non è che volesse negare il fatto che si arriva al 93 con una reazione anche della società a un sistema partitocratico dove il finanziamento illecito dei partiti si fondeva con la corruzione e certamente aveva, come dire,
portato anche a una trasformazione di quello che era il sistema costituzionale come era stato pensato. I partiti e lo Stato si erano in qualche modo, come dire, coesi e confusi, no? Quindi nessuno vuole negare che vi fosse una emergenza corruzione. Il tema è come si risponde, perché nel momento in cui si pensa di debellare la corruzione abbiamo ottenuto due risultati. Parlo a quei signori che in manica di camicia andarono a cercare di opporsi al cosiddetto decreto salvaladri sugli arresti domiciliari pensato dal ministro Biondi. A che cosa ci avete portato? Ci avete portato a un processo ulteriormente, come dire, compresso nelle garanzie, perché l'uso della custodia cautelare fatto in quegli anni è stato uno scempio. Inutile che l'allora, poi mi zittisco perché la risposta è lunga, è inutile che l'allora capo della Procura della Repubblica di Milano disse: non è vero che li incarceriamo per farli parlare, noi li scarceriamo dopo che hanno parlato. Beh, insomma, starebbe bene con certi personaggi di cui ci siamo occupati in questo libro, questo modo di ragionare. Ma quindi non solo avete prodotto un effetto devastante sul piano del rispetto delle regole, ma nel 1994 ci avete regalato Berlusconi e la corruzione è finita? Siamo davvero convinti che abbiano sconfitto, abbiano eliminato la corruzione? Ed è corretto che una prima Repubblica finisca per via giudiziaria e vengano liquidati partiti storici di questo Paese, non attraverso il libero voto espresso dai cittadini, ma attraverso dei processi. Questo mi domando. Io, che mi sento ancor prima un cittadino che un avvocato, dico che mi sarebbe piaciuto mandare a casa la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista con un voto nelle urne, non con i processi di Mani Pulite. Solo questo. No, allora, intanto volevo consolare il professor Ferrua, cioè il rimorso è un sentimento personale, però si capisce leggendo il libro che c'è una simpatia o perlomeno una non antipatia per Danton, si capisce benissimo, quindi se può consolarla, ecco questo. No, invece ho due domande. Una, nel processo Girondini la responsabilità politica è diventata responsabilità penale e ovviamente noi inorridiamo di fronte a questo. Ma oggi si assiste come in una sorta di eterogenesi dei fini alla stessa cosa, cioè i nostri politici fino a che non sono condannati penalmente con una sentenza definitiva non si schiodano dalla loro sedia. Quindi la responsabilità politica è in maniera inversa identificata con la responsabilità penale e secondo me questo è gravissimo, perché sappiamo che la responsabilità politica è una cosa e la penale è un'altra, e la responsabilità politica ha presupposti e anche, come dire, momenti in cui si sviluppa ben anteriori rispetto ad una condanna penale. Cioè, facile per tutti dire che un politico è responsabile dopo che è stato condannato definitivamente. E volevo sapere quindi se anche da questo punto di vista il processo dei Girondini paradossalmente diventa un paradigma per capire la realtà attuale. La seconda, che a me è anche molto interessato, è tra il processo di connivenza e il processo di rottura. A me è capitato di processare le Brigate Rosse e so cosa sia il processo di rottura. Però intanto secondo me la scelta dei Girondini è una scelta commovente, cioè credono fino alla fine nella giustizia, nel tribunale, anche se sono consapevoli che non siano più imparziali, e secondo me questa è una lezione
di, come dire, rispetto delle istituzioni che ancora una volta ci insegna oggi, dove il rispetto delle istituzioni non l'abbiamo più. Ma mi chiedo anche se forse questa loro scelta fosse dettata dal fatto che, come dire, un processo di rottura si può fare quando sei un insieme di persone fortemente legate da uno stesso ideale e che non si discute, mentre i girondini, e questo era anche il loro bello, erano un po' uti singoli, cioè tutti accomunati da uno stesso ideale, ma senza quella, come dire, forma partito e quella forma ideologica anche cieca che invece è appannaggio, sì, per ritornare sempre a noi, per esempio era appannaggio delle Brigate Rosse. Certo. Come volete voi? Come vuoi, ne rispondiamo. Sì, Renzo, Come dai. vuoi. Parla pure, così facciamo la collezione di tutte. Va bene. Intanto vi ringrazio infinitamente perché sono occasioni veramente rare e preziose per questo livello di speculazione. Qualche piccola battuta, velocissima piccola battuta e poi la domanda, la riflessione. Tu dici non abbiamo conosciuto la ghigliottina. È vero in parte, perché di là delle Alpi avevamo 15 anni, tu più o meno, tu 15 o 14 grosso modo, quando l'ultimo francese veniva ghigliottinato. Sì, certo, no, ho capito, ma era una battuta. No, sai perché lo connetto alla civilissima Francia, quella degli archetipi, no, la Francia degli archetipi, 10 settembre 1977, l'ultimo ghigliottinato. Seconda battuta, sì, ne abbiamo già parlato. Paolo, io credo che i componenti del Consiglio dei 10 avrebbero colto come un complimento essere additati come i sanguinari da chi si accingeva o stava già ammazzando brutalmente migliaia e migliaia di persone con la ghigliottina, cosa qui in questa terra mai accaduta. Ecco, tanto questa era una difesa d'ufficio che dovevo fare per forza. E un'altra cosa, una curiosità, Paolo, pensa che anche questo noi sono riflessioni che riportiamo esclusivamente da una certa epoca in poi, cioè quella che voi avete trattato, ma pensa che l'avvocato Antonio Barbaro nel 1739, nella sua pratica criminale, scrive che la miglior difesa è quella testuale di abbattere sin da subito il processo, con questioni di nullità e di invalidità, a proposito della difesa dal processo. Quindi era un tema ben presente anche nel passato. Finisco, vengo alla domanda, alla riflessione alla domanda. Sentendovi parlare e sentendoti parlare, Paolo, sarà anche chiaramente un'impostazione, non riesco a non vedere, al di là della patina filosofica, politica, ideologica, eccetera, non riesco a non vedere un'accolita di macellai, no? Del resto la vedeva anche Satta, quindi sono in buona compagnia. Non solo macellai, ma anche, al di là dei rivoluzionari nel senso proprio, cioè di chi muta all'improvviso un regime politico ed è insindacabile, è la storia appunto. Ma non pensate, questa è la domanda che mi suggerisce anche quella bellissima osservazione del professor Negri alla quale non avevo mai pensato, cioè che il populismo giudiziario nasce non in un ambito ma in quell'ambito. Non pensi che proprio quell'archetipo, per rubare le parole al professor Negri, del processo accusatorio, della fondazione di tutta una serie di principi costituzionali dei quali ancora noi siamo gli ammiratori quasi, come posso dire, basiti, ancora idolatriamo, allo stesso tempo porti con sé invece il germe dell'insegnamento, dell'abbattimento delle regole e delle garanzie. Cioè non pensi che siano anche dei cattivi maestri che hanno insegnato che allorquando una certa classe, penso al 93, giudiziaria per esempio, ma non solo, anche politica, decide di individuare il male in una determinata compagine e il male vada abbattuto, non lo faccia solo sul piano politico, ma anche ingannando le regole giudiziarie con il falso processo già ben visto da Robespierre, che sapeva benissimo quello che andava a fare o che andavano a fare i suoi amici. L'osservazione tua è Magaraggia, sì? Ecco. No, è interessante questo aspetto in cui ti chiedi se a un certo punto la responsabilità
penale non si sia ristretta al punto, nel senso che non esiste più la responsabilità politica, se ho capito bene, perché un politico, se non è accusato di un reato, fa benissimo a restare al suo posto. Ecco, questo è il problema che sollevi. Bisogna, ecco, attendiamo il verdetto della magistratura, però la tua osservazione paradossalmente può anche essere rovesciata addirittura all'inverso. Cioè io mi posso chiedere se non sia a un certo punto la responsabilità penale che si è dilatata sino a comprendere anche quella politica, per cui appunto della politica non è rimasta più nulla, perché è stata completamente assorbita dalla responsabilità penale. Cioè mi viene in mente appunto quella bella frase su cui era stato chiamato a deporre come testimone Paul Ricoeur, quando a un certo punto nella questione dell'affare del sangue avvelenato, questo sangue che era contaminato in Francia, a un certo punto incriminarono il ministro, non so, della sanità probabilmente, la quale uscì con questa frase che è molto emblematica e che dice: io sono responsabile ma non sono colpevole. Lei ha voluto dire in sostanza: io riconosco la mia responsabilità politica, nel senso che io sono responsabile persino dei miei sottoposti, quindi di quello che è stato fatto. In sostanza io posso tranquillamente dimettermi, però contesto di avere commesso un reato. Allora, in effetti, dice Paul Ricoeur, mi è sembrato in questa sua spiegazione, guardate che è proprio l'inverso, cioè è la responsabilità penale che a un certo punto si dilata fino a chiamare l'imputato responsabile di fatti che in realtà non hanno nulla di penale e di conseguenza la responsabilità politica non esiste più. È per questo che, voglio dire, paradossalmente poi Andreotti è stato assolto in sede penale e celebrato dove invece non c'era motivo di celebrarlo, cioè in Parlamento, perché poi quando lui ha compiuto i suoi 80 anni è stato glorificato dal Parlamento come un perseguitato. Allora dico, se l'autorità giudiziaria si limitasse davvero a perseguire solo esclusivamente i reati, questo problema non ci sarebbe, perché è proprio nato da lì in certi limiti, e cioè dal fatto che il politico ormai dice, dato che è tutto reato, ormai è tutto penale, e allora io non ho nessun motivo di dimettermi se non mi si trova un reato. Ma capisci cosa voglio dire? Cioè è la responsabilità in un certo senso è vostra, voi avete dilatato, no, vostra, no, dico della magistratura che ha dilatato la sfera penale fino a comprendere, cioè, insomma potremmo fare 1000 esempi di persone che sono state chiamate a rispondere di reati che in realtà non erano reati, no? Insomma, e quindi a quel punto è scomparsa la responsabilità politica, perché la responsabilità politica può essere anche senza avere una colpa penale, giustamente lo hai detto, cioè uno gli si può imporre di dimettersi come sarebbe stato giusto chiederlo ad Andreotti, ma non perché avesse commesso un reato, perché il reato non c'era. Quindi in un certo senso ti invito a... Se posso dire qualcosa su tutti gli stimoli che ci sono arrivati dal pubblico. Il primo, quello di Gianmarco Bondi. In effetti ha aggiunto un altro elemento portandolo di nuovo alla luce, quello del rapporto tra pubblici ministeri e quello specifico giudice per le indagini preliminari, mostrandoci come le strategie del processo politico possono essere innumerevoli. Ed è per questo che io sollecitavo un'opera degli storici a questo riguardo, per non lasciare che questo tipo di ricostruzione rimanga lì, rimanga non sviluppato, resti così soltanto nella polemica
senza che vi sia un'analisi metodica, senza che ci sia un'analisi da parte di chi ha gli strumenti per compiere questo tipo di indagine appunto storica. E finché questo resta senza seguito, finché è soltanto in balia di qualche botta e risposta fra opposte fazioni politiche, ma ricordate quando tutto confluiva davanti al GIP Italo Gitti, se non ricordo male, manca un capitolo che io considero essenziale e che non può tardare, e mi sembra che questo ritardo sia a sua volta sospetto, proprio perché davo conto invece di come vi sia qualche storico che pone le proprie tesi, ma le pone in una maniera che non mi sembra quella corretta per farlo, sostanzialmente aderendo all'idea fortemente intrisa di quella religiosità che contraddistingueva anche Robespierre, e cioè che il processo penale serve ad estirpare i mali del mondo. E dunque va la tua riflessione senz'altro nel senso che dicevo, anche perché c'è un'ulteriore vulgata di cui molti storici e anche tanti giuristi e anche tanti accademici o magistrati che scrivono sul processo penale sono parte, e cioè di questa crescita enorme del cosiddetto formante giudiziario. È uno dei motivi conduttori di questi decenni, la crescita del ruolo dei giudici rispetto agli altri poteri e in particolare a discapito del legislativo, del Parlamento. I giudici sono i veri protagonisti in maniera benefica, secondo sempre questo stesso modo di intendere le cose. Nell'ultimo libro di Edmondo Bruti Liberati sulla singolare figura del pubblico ministero si viene a dire: in tutto il mondo il pubblico ministero, i pubblici accusatori sono oggi i veri protagonisti. Indubbiamente c'è una tendenza pronunciata, visibile, riconoscibile, una tendenza globale intendo, se confrontiamo le esperienze dei diversi ordinamenti, ma credo che la tematizzazione storica sia una volta ancora necessaria per mettere in luce che esiste nella specificità italiana, e cioè nella nostra storia repubblicana, una via singolare, quello che i tedeschi chiamerebbero Sonderweg, una via singolare a tutto questo, perché non sarà un caso se di tutti gli stati delle democrazie occidentali soltanto da noi è per via giudiziaria che si è assistito ad un cambiamento politico di quella portata. Dunque interrogarsi su questo credo che dovrebbe essere deontologicamente doveroso. Per quanto riguarda la domanda della Presidente Magaraggia, io penso che siamo di fronte ad una nemesi, né più né meno. Quando lei dice sappiamo che esiste una differenza tra responsabilità politica e responsabilità penale, vorremmo che fosse così, ma io credo che la stragrande maggioranza, forse la quasi totalità dei cittadini, pensino che vi sia una identificazione. Non è più vero che sappiamo che esiste una distinzione tra responsabilità politica e responsabilità penale. E come un tempo, nel tempo di cui si parlava, cioè 1992 e seguenti, l'informazione di garanzia poteva bastare a porre fuori gioco un politico, così oggi, proprio perché tutto è diventato
tutto gira intorno al processo e al diritto penale, dicevo come nemesi, allo stesso modo, quando il vento cambia, allora si può dire che finché non c'è la condanna definitiva, nessuno debba muoversi. Qual è la soluzione a questo? Io propendo per la seconda. Propendo per la seconda perché è quella che ci mette al riparo dai contraccolpi della politica e da questi diversi moti che si susseguono magari pendolarmente a seconda delle epoche. Soltanto, cioè, restando agganciati alle forme anche costituzionali del processo che pretendono una presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, noi potremo rimanere al riparo da quei contraccolpi. Quando si sceglie di essere giudici di scopo, arrivo addirittura a dire che conta poco, molto relativamente, quale sia il grado di determinatezza e di precisione della fattispecie. Aiuta, ma quegli scopi, quelle finalità, come abbiamo visto storicamente, possono essere benissimo perseguiti anche di fronte alle fattispecie più precise e tassative. Sì, fra l'altro quello che hai detto mi ricorda, potrebbe interessarti, un articolo che è uscito sul dubbio di Bruti Liberati, in cui si pone proprio l'interrogativo che ti ponevi tu, e cioè si chiede dove è scomparsa la responsabilità politica, per cui o c'è quella penale oppure nessuno si dimette più perché tanto. Però l'interrogativo è proprio quello, e cioè se non sia alla lunga la responsabilità penale che ha finito per mangiarsi, per assorbire in sé anche quella politica. Per cui di fronte ad un politico che si comporta male, di cui si dovrebbero chiedere le dimissioni, non resta altra risorsa che quello di aggredirlo con un processo penale. E ne abbiamo avuto molti esempi, tutto sommato, anche penso certi processi che sono stati evocati contro la Meloni, dove c'era magari da chiedersi se non fosse il caso di dimettersi, e invece si è ritenuto di dover rifluire sotto l'egida del processo penale. Quindi l'interrogativo è verissimo. Io sarei per un ritorno alla responsabilità politica, perché la responsabilità politica è anche la responsabilità per la scelta dei collaboratori. Pensiamo ad esempio ai processi ai sindaci, ne abbiamo avuti ad esempio a Torino di esempi di processi ai sindaci per questioni di, sia quello per la piazza San Carlo, sia processi invece ed ad esempio per l'inquinamento, ecco. Sulle PM10. Ecco, sul PM10, ecco. Lì c'è una responsabilità politica, ma non c'è spazio per una responsabilità penale, perché altrimenti appunto capita quello che era successo ad Andreotti. A Palermo il reato non c'era, cioè mancava il reato, così come quando l'hanno processato invece per l'omicidio di Pecorelli, invece lì era il contrario, c'era il reato ma non c'erano le prove, mancava qualsiasi prova. E purtroppo il risultato è questo, che poi Andreotti è stato appunto inneggiato e glorificato in Parlamento perché era stato assolto in sede penale. Quindi ben venga il ritorno alla responsabilità politica, distinta da quella penale. Solo un appello da avvocato che ha compreso che ci sono magistrati o ex magistrati in quest'Aula. Noi abbiamo, per il ruolo che svolgiamo, la necessità assoluta di quella indipendenza del giudice e di quella assenza di precomprensione del giudice e la disponibilità del giudice a che l'esito del processo sia dubbio e quindi lo disciplini anche perché nello svolgimento possa finire in un modo o nell'altro. Nel momento in cui questo rispetto, questa attenzione salta, e purtroppo salta spesso, no?
si possono fare degli esempi. La richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari dal pubblico ministero. Gli avvocati, dopo 2 anni che facevano memorie dicendo ci opponiamo, hanno smesso di fare le memorie con cui si opponevano, perché i giudici per le indagini preliminari automaticamente il problema della retrodatazione, poi parzialmente e fintamente risolto dalla riforma Cartabia, dell'iscrizione nel registro notizie di reato. Abbiamo visto tutti condotte di pubblici ministeri che tenevano parcheggiati a modello 44 o a modello 45 procedimenti perché non decorresse il termine delle indagini. Ma come rispondeva la magistratura a quello? Allora voi dovete capire, e lì arrivo anche alla risposta sul processo di rottura, perché è vero quello che lei diceva, il mondo dei girondini e il mondo delle Brigate Rosse è completamente diverso, ma a me è capitato, lo dicevo prima, ma non è per fare dell'autobiografia. Se il difensore viene spogliato dello strumento della legge, e cioè vede che per raggiungere lo scopo di quel processo la legge viene disapplicata o interpretata, diciamo, in modo sempre costrittivo rispetto a quelle che sono le garanzie, cosa può fare? Possono dire: qui non ci sono più le condizioni oggettive per svolgere il mio lavoro e quindi io mi tolgo. Chiaramente sto parlando di un caso particolare, particolarmente grave, non è l'abitudine di tutti i giorni, ma mi tolgo la toga dalle spalle, perché non c'è più, se non c'è la legge non c'è più neanche l'avvocato. L'avvocato ha bisogno della legge, altrimenti non gli resta che confidare nella capacità, nella equanimità di quel singolo giudice, ma quello che capita oggi in un'aula non è detto che capiti nell'aula accanto. Ecco, e quindi volevo fare un appello da questo punto di vista a chi svolge il ruolo di giudice, proprio per far comprendere qual è, cioè non è un problema di contrapposizione, cioè è un problema di, se ci sono delle regole e si gioca con delle regole, non è che si possono cambiare o far finta che queste regole non esistano, perché sennò il processo rischia di andare a finire in un certo modo. Questa è la sofferenza dell'avvocato quando questo accade. Per fortuna non sempre accade. Lei ha ragione, ma quando la Cassazione dichiara inammissibili il 71% dei ricorsi per Cassazione è difficile che si riesca a reagire. Lei ha ragione, ci sarebbero gli strumenti della legge, ma io ho l'impressione che questa, per esempio, percentuale delle decisioni di Cassazione sia una fotografia di come poi vengono gestite appunto anche le censure, le critiche, che non saranno sempre fondate ovviamente, ma che sia il 71% di casi di inammissibilità in cui questo avviene, sinceramente mi lascia un po' sorpreso. Però volevo rispondere brevemente a te e a Renzo, con cui discutiamo talvolta dissentendo, insomma anche stavolta lo faccio un po', ma insomma ecco. Allora, prima a te gli storici. Hai ragione, gli storici non avrebbero neanche scritto questo bel libro, ed è, credo, lo dico proprio brevemente in modo un po' scuro, mi perdonate, che è cambiato un paradigma, radicalmente, anche nelle generazioni più giovani. Franco Benigno, che è un bravo storico, dice che in anni recenti, guardate sempre post muro di Berlino, ricordiamo l'89 che è abbastanza prossimo e abbastanza, come dire, vicino anche come paternità allo sgretolamento dei sistemi rappresentativi che ha portato alla crisi italiana. Franco Benigno dice che ha un paradigma che ha dominato nella ricerca storica, che è basato sull'evento rivoluzione, che trova il suo cuore nel 92-93, e cioè è il problema della rappresentanza e della libertà, è il problema dei rapporti tra politica, giustizia e società.
Questo è quello che anche quando uno studiava Lucca nel 500 come faceva Marino Berengo o Venezia nel 600 come faceva Gaetano Cozzi, quello era lo schema di riferimento, quelle erano gli issues, come oggi si dice, nei progetti che dobbiamo fare. A questa idea e quindi a questo oggetto storico che ci consentirebbe poi di fare le ricerche più precise su Mani Pulite, perché si parla poi anche di finanziamenti internazionali, nazionali, eterodiretti, punto, si è sostituito, dice Benigno, il paradigma Auschwitz, cioè il paradigma che al centro della ricerca storica c'è la vittima e la sua sofferenza. E allora quello crea, per così dire, una scrittura della storia iper-emotiva e priva di questa capacità strutturale che voi avete messo in evidenza in questo libro, e anche quasi di passione, per così dire, per gli individui, che sta incidendo, a mio giudizio, in modo gravissimo sul ruolo degli storici, che non sono più, io non ho la nostalgia dell'Ottocento in cui erano la tribuna, no? Ecco, ma almeno capaci di indirizzare o dialogare con l'opinione pubblica. Secondo punto, la rivoluzione francese. Scusate la nostalgia delle 6:05 di pomeriggio, io ricordo delle lezioni memorabili di quello che è stato un grande storico veneziano come Gaetano Cozzi, un grande storico europeo, potremmo dire, il quale alla fine delle sue lezioni sulla rivoluzione francese, ed era un uomo che procedeva per dilemmi, per dubbi, molto simili a quelli che sono stati presentati qui, diceva, a nostre domande, un po' incalzato, diceva, ma alla fine viva la rivoluzione. Alla fine viva la rivoluzione. Perché? Perché un inglese, poi mi è venuto in mente quando l'ho letto, Timothy Tackett si chiama, ha fatto uno studio, è andato a fare come fanno gli inglesi, noi vedete anche qui siamo più portati a delle costruzioni raffinate, loro contano ed è andato empirici, i figli di Hume, non lo so, ecco, e hanno fatto il conto di tutti, delle biografie di quelli che fanno parte della Costituente. Il numero di avvocati di provincia è incredibile. E cioè questo l'hanno fatto gli avvocati di provincia, che hanno alimentato questa méfiance des juges, la parola chiave dell'89, poi trasmutata, metamorfosata nel 92 e nel 93. Quindi c'è un grande problema di cultura politica, sociale, eccetera, eccetera. E perché questi avvocatini azzimati che volevano far carriera erano così grintosi? Perché loro combattevano nei confronti di una società chiusa e aristocratica, in cui i processi li facevano i nobili e le sentenze piccole sul furto di legna, sull'abigeato, eccetera, erano già scritte in partenza. Allora noi quando diamo, come dire, passiamo da uno scenario, come dire, di grigiore, no? Quello che viene fuori dal Cahiers de Doléances dell'88, e arriviamo a questa... Ha fatto benissimo a trascrivere la cerimonia del funerale della Corday, meraviglioso, è una pagina superiore a Balzac forse, ecco, voglio dire, meravigliosa, e a questa drammaticità, no? A questa meravigliosa emergenza di passioni primarie, ma io purtroppo sono uno storico e poi avrà capito sono un po' tocqueviliano, non bisogna dimenticare, come dire, questa profonda radice settecentesca che noi dobbiamo decifrare, come dovremmo decifrare cosa accade in modo, diciamo, molecolare all'interno della società italiana degli anni 70-80 per capire Tangentopoli. Ecco, volevo solo dire questo. Vista l'ora e prima di ringraziare i relatori e consegnare loro un piccolo cadeau della Camera Penale Veneziana, consentitemi una confessione. In questi mesi in cui abbiamo organizzato questo evento ho spedito parecchie mail ai relatori e me ne scuso perché gli ho inondato la casella di posta elettronica. Quello che non gli ho detto è che in una delle tante notti in cui, come dire, dormo pochino, mi era venuto in mente di usare l'intelligenza artificiale come ulteriore relatore e in effetti ne avevo tratto le domande
sul processo ai girondini da proporre ai relatori. Devo dire che l'approfondimento che è stato fatto oggi supera grandemente la... Sì, quindi direi che...